Buon pomeriggio e ben ritrovati, seconda giornata della Fiera Quattro Passi verso un mondo migliore, anche oggi in diretta streaming su quattropassi.org, in diretta dal foyer della sede della provincia di Treviso. Saluto da Mirko Cavallin, tocca a me questa prima parte di oggi di conduzione, come già è successo ieri, poi passerò il testimone verso le 16 a Elena Mattiuzzo che con Lisa Barbon sta seguendo queste fasi frenetiche, ma comunque molto belle e vivaci della fiera. Futuro al lavoro per un lavoro capace di futuro è il tema di queste 5 giornate, 12ª edizione di questo grande appuntamento. Con me due ospiti, alla mia sinistra Alessandro Franceschini, bentornato. Grazie. E Antonella Della Giustina che segue tutto il programma eventi che conosce a memoria, adesso ce ne darà una dimostrazione. Ciao Antonella. Allora, partiamo dal fatto che oggi, come prevedibile, domenica, Alessandro, c'è un notevole afflusso. Diamo subito gli avvisi per chi ci segue e gli inviti, ecco, che sono sempre gli stessi, ma bisogna ripeterli. Sì, certo. Devo dire un afflusso non facilmente prevedibile perché una giornata con così tante persone forse in fiera non l'avevamo mai vista. E ecco, i consigli dal punto di vista logistico fondamentali sono quelli di cercare di lasciare la macchina a casa e di venire appunto con i mezzi pubblici o col bus navetta che oggi parte dalla piazza di Carità di Villorba o in bicicletta o a piedi. È uno spettacolo veramente bello, ci sono migliaia di persone in questo momento alla Fiera Quattro Passi e soprattutto è stato molto apprezzato il fatto che quest'anno abbiamo cercato di spiegare il tema della fiera, cioè futuro al lavoro, con anche un padiglione diciamo di ingresso in cui tutti i visitatori passano e nel quale spieghiamo un po' il tema della fiera di quest'anno. E per cui diciamo, abbiamo cercato di fare in modo che i visitatori fossero il più possibile accompagnati nella visita alla Fiera Quattro Passi. Sta andando tutto bene, assalto alle cucine durante il pranzo di oggi, qualche disagio perché è finito tutto a una certa ora, però insomma è un buon segno. Poi si ricarica, insomma, si ricarica. Allora, Antonella, ieri tutto bene, tutto regolare, secondo tabella di marcia? Sì, ieri poi spettacolo grandioso nel tendone degli spettacoli perché il freddino che è arrivato ha fatto sì che ci riempissimo tutti attorno a questa band che fa country folk ed è stato veramente divertente. Mentre oggi, insomma, è appena iniziato il pomeriggio, ma si va avanti fino a sera. Dacci qualche assaggio. Sì, in questo momento che gira per il palco c'è una splendida attrice di strada che sta portando in giro questo spettacolo che si chiama Valda di briciole e di sogni e regala a tutti un sogno o una briciola, giusto per dire che forse lavoro e sogni insieme possono stare. E sta facendo il sound check nel nostro prato degli spettacoli, nell'area più grande che abbiamo all'ingresso, Eusebio Martinelli che poi sarà qui a presentare il Tra suo poco. disco. Sì. Il Drum Circle è un circo di percussioni che ospita 35 adulti e 15 bambini che cercano di trovare una sonorità unica, è vicino alla Sala Mensa e anche questo partirà alle 15:30 e poi dopo il concerto di Eusebio Martinelli questa sera nell'area concerti ospitiamo i Cocopelli con il loro ultimo disco e poi i Minimal Klezmer, sono 3 ragazzi molto giovani che girano l'Europa con una musica appunto klezmer che vale la pena venire ad ascoltare. Quanti sono gli stand in tutto? 130. Perché guardi Guardo Alessandro perché Sì, io per mi avere la occupo degli conferma. spettacoli. Sì, sì, sì. Ok, 130 e la prossima settimana ne cambieranno alcuni, quindi il prossimo fine settimana alla fine arriveremo a circa 180 espositori complessivamente. E quindi un motivo in più per venire in Certo. questo weekend lungo, appunto con il 1° maggio e anche quello successivo. Se posso Mirko, Certo. un'altra informazione di servizio, la sera fa un po' più freddo del previsto, abbiamo beccato delle giornate molto belle dal punto di vista meteorologico, però un po' freddina la sera, per cui diciamo che gli espositori chiudono verso le 8:30, 9, per cui se volete venire a vedere la fiera potete tranquillamente venire anche nel tardo pomeriggio, gli espositori appunto vi accolgono e poi comunque c'è la ristorazione che va avanti fino a sera. 1° maggio, dicevamo, il tema è quello del lavoro scelto per questa edizione e domani appunto è il 1° maggio. Allora cosa ci aspetta? Allora abbiamo pensato di chiedere in questo senso di cercare di fare una collaborazione con le 3 sigle sindacali di Treviso che comunque avrebbero organizzato il loro concerto e ci pareva che questa cornice da un punto di vista proprio estetico ma anche la cornice del tema che ci eravamo dati che è proprio questo del futuro al lavoro potesse sposarsi bene con il loro programma del 1° maggio. Solitamente i sindacati organizzano il concerto.
li abbiamo un po' stretti in una morsa e abbiamo chiesto loro, invece di fare un concerto, di fare una maratona di concerti. E quindi mentre al mattino ci sarà il programma un pochino più istituzionale e sarà presente l'onorevole Naccarato della commissione antimafia, che insomma racconterà un po' quello che sta succedendo nella commissione in merito a questo argomento. Nel pomeriggio abbiamo 3 gruppi musicali, devo dire tutti e 3 molto differenti e di grandissima qualità. La prima è Angelica Lubian, è una friulana sarebbe meglio dire, che fa una musica folk. Seguono i Radio Mondo, è una band che inizialmente era quella che si chiamava la banda di Via Anelli di Padova, si sono un po' ricostituiti e è un gruppo di 8 elementi, è una banda multietnica e quindi credo ci stia bene nel nostro prato e cantando racconterà comunque una storia. E poi chiudiamo con Zib Alma Libre. Zib poi quest'anno è stato al Festival di Sanremo, per cui lo si è visto, credo è un gradito ritorno assolutamente. Ecco, a proposito di stranieri, ci sono una decina di richiedenti asilo che sono in servizio qui, giusto? Sì, Alessandro? sì. Quest'anno devo dire che è stata molto bella l'organizzazione della fiera, perché è stata molto colorata da molti punti di vista, sia dal punto di vista geografico che temporale, nel senso che oltre a appunto una decina di richiedenti asilo che tramite 2 cooperative hanno dato il loro apporto grazie a un accordo quadro fatto con la prefettura alla Fiera Quattro Passi, abbiamo anche circa 40 ragazzi dell'alternanza scuola-lavoro di 3 scuole di Treviso e di una di San Donà di Piave. Saranno che nostri ospiti tra poco. Perfetto, alcuni. che quindi insomma ci hanno dato una ventata anche di fresco rispetto all'età in questa fiera, rispetto agli organizzatori, e poi abbiamo gli oltre 300 volontari della cooperativa Pace e Sviluppo che organizza la fiera, che solitamente tengono aperte le botteghe del Mondo Altro Mercato di Pace e Sviluppo, e sia anche tutti quelli che ormai negli anni sono diventati veri e propri volontari di Quattro Passi, cioè che vengono a prestare servizio solo in fiera. Anche chi è distante non può venire per diversi motivi, può dare una mano. C'è questa campagna del crowdfunding che già ieri abbiamo accennato, ma vorrei che la rilanciassimo. Ecco, questo è molto interessante. Di fronte a noi, fuori, quando appunto ci sono le riprese all'esterno, vedete una barca e una rete da pesca. Per esempio, quella è un espositore che abbiamo fatto venire in Fiera Treviso grazie a questa iniziativa di crowdfunding, perché c'è appunto una richiesta di raccolta fondi da parte dei visitatori o semplicemente degli amici di Fiera Quattro Passi, che possono donare dei finanziamenti per poter avere qui, nella prossima fine settimana, alcuni espositori che non potrebbero permettersi il viaggio o il soggiorno a Treviso. Tra questi appunto il gruppo di Lampedusa, che promuove turismo responsabile all'interno dell'isola. C'è poi alcune esperienze dalle terre terremotate del centro Italia, un produttore del commercio ecosolidale della Palestina che avremo qui la prossima settimana, e anche la prossima settimana una rete di soggetti di economia carceraria che si sono messi in rete e che quindi promuovono i prodotti fatti nelle carceri italiane. E dunque tutto sul sito ufficiale, Antonella? Quattropassi.org. 4 scritto in cifra. 4 scritto in cifra. E allora, giornata lunga, giornate lunghe, tutte da vivere, vi lascio le vostre incombenze, buona giornata. Grazie a voi, ciao. Buon lavoro. Antonella Della Giustina e Alessandro Franceschini, prego, potete andare perché adesso c'è subito un cambio in diretta streaming sul nostro sito quattropassi.org, e adesso diamo il benvenuto ad altri 2 ospiti nella nostra postazione. Cambio anche foglio per non perdere il punto. Giochiamo conti tu, benvenuti a Tommaso e Silvia. Grazie a voi. Allora, qui parliamo di bambini e insomma questo parco di per sé, ma anche tutta questa fiera è davvero una festa per i bambini. Voi tra l'altro in queste giornate avete, Tommaso, anche una serie di iniziative oltre al fatto di essere presenti. Certo, sì, siamo stati coinvolti direttamente dall'organizzazione, visto che gli anni scorsi abbiamo avuto un discreto successo in termini di persone e famiglie che venivano da noi per laboratori di vario tipo. Stamattina facevamo il sale speziato. E quindi, il sale speziato? Quindi avevamo dei mortai col sale, le spezie, i bambini si sedevano intorno a un tavolo coordinati da un adulto, mettevano il sale e le spezie col mortaio, poi i sacchettini facevano il sale speziato. Adesso sono partiti gli aquiloni, che sono molto richiesti. Oggi c'è anche un po' di vento, pochino, ieri forse un po' di più. E quindi attività che riguardano
fondamentalmente però anche un po' l'approccio pedagogico che c'è nella nostra scuola, che magari la maestra Silvia è più... Io sono un genitore. Beh, insomma, ne sa. Allora, maestra Silvia, Parola grossa. questa scuola da quanto tempo esiste? Insomma, raccontaci un po' della vostra realtà. In realtà la scuola esiste da 4 anni, questo è il 4º anno. Quindi è molto giovane come scuola. È nata su iniziativa di genitori, di un gruppo di genitori che desideravano comunque portare avanti un qualcosa dal punto di vista pedagogico di un po' diverso di quello che è il metodo tradizionale. E che guardasse un pochino l'uomo nella sua proprio completezza, perché la nostra scuola facciamo scuola naturalmente, quindi si occupa di didattica eccetera, però ha tantissimo valore anche l'arte, il lavoro manuale, la musica, che sono tutte quante attività che in qualche modo vanno a completare, a rendere l'essere umano nella sua totalità. E poi ecco, questo aspetto comunque dell'arte entra anche sempre molto nella didattica, per cui noi arriviamo a un concetto attraverso una storia, un'immagine, quindi c'è tutto un processo, un passaggio che entusiasma moltissimo i bambini e permette loro anche di accogliere delle cose dal punto di vista intellettuale in modo più radicato. Per un arco di età che parte dall'infanzia, quindi dai 3 anni? Sì, abbiamo dalla scuola dell'infanzia fino alla terza media. Insomma, un arco ampio, 10 anni. Sì, ampio. Noi lavoriamo con pluriclassi comunque, perché il numero, diciamo, dei bambini per classe è piuttosto piccolo e quindi Quindi sono dentro età diverse. Sì, ci sono 2 classi, il prossimo anno partirà anche la terza, che lavora proprio dove i bambini, 2 classi, per esempio parliamo di bambini di seconda e di terza, quindi dai 7 ai circa 7 anni e mezzo, ai circa i 9 anni, lavorano insieme, quindi fanno lo stesso percorso, naturalmente seguendo il proprio programma, però lavorano insieme nella stessa lezione. Sede vostra? Siamo in strada comunale delle Corti. Quindi qui vicino? E Santa Maria del Rovere, sì, Treviso, sì. Qui vicino. Allora, chiedo al genitore, al papà Tommaso, come si è avvicinato, come è arrivato a conoscere questa realtà. Ma noi avevamo nostra figlia che era seguita da una logopedista per piccole difficoltà di linguaggio e ci ha indicato questa scuola. Noi dovevamo iscriverla alla scuola materna, nostra figlia, e ci ha indicato questa scuola come una scuola in cui l'ambiente pedagogico e l'ambiente anche della comunità educante che è la nostra scuola era l'ambiente giusto per continuare il lavoro sul linguaggio che stava facendo con nostra figlia. Quindi siamo arrivati proprio su segnalazione di una professionista del territorio che collabora con la scuola e oggi ancora oggi insomma, un punto sicuramente nostro importante è quello di avere una bella rete a Treviso e quindi di essere conosciuti anche come una scuola in cui puoi trovare un'offerta formativa e appunto un terreno eventualmente anche pedagogico diverso e quindi non solo se hai delle difficoltà come era nel nostro caso con nostra figlia, ma anche in altre situazioni puoi trovare una scuola che è diversa ecco, da una scuola tradizionale statale. E voi da genitori che cosa avete imparato? Che dobbiamo darci da fare dentro la scuola e dobbiamo smettere di lamentarci nei parcheggi di fronte alla scuola, no? Cioè la lamentela da parcheggio viene detta, no? Sì. Quindi non cambia niente dentro, poi quando vai fuori ti lamenti, ma quel professore, ma il preside, ma fanno la ricreazione troppo lunga, troppo corta, eccetera. Questa scuola ha chiesto ad ognuno di noi genitori di partecipare attivamente alle attività della scuola. Noi siamo una cooperativa, una onlus, ci autogestiamo, non abbiamo preti e suore che ci comandano né imprenditori di Treviso che ci danno soldi per sopravvivere, ci paghiamo con le rette la scuola, ci paghiamo le attività didattiche, paghiamo i maestri attraverso una onlus e quindi quello che risulta abbastanza chiaro è che chi viene da noi si complica un po' la vita il genitore perché è tirato per la giacca. Bisogna darsi da fare, tirarsi sulle maniche. Sì. Da dove nasce Titù, nel senso da dove nasce il nome? Il Titù è il nome di un personaggio, di una storia che era delle storie, il bambino delle... Pardon.
Sì, Re delle storie, il bambino delle stelle, ed è una fiaba. Abbiamo preso spunto da questo bambino che appunto fa un percorso all'interno di questo racconto e si collegava un po' all'esperienza che stavamo vivendo nel momento in cui è nata la scuola, quindi siamo partiti da lì. Nel vostro logo che avete addosso c'è una valigia con un palloncino. Sì. E manca anche Cosa manca? il sì. sottologo, come sì. si chiama? Sì. Lo slogan? motto, lo slogan slogan. che è preparati e felici. Felici e preparati. ti Felici e correggo preparati, perché scusa. è importante, No, sono maestra. Certo, infatti E allora, appunto, proviamo a spiegare questo concetto, felici e Sì. preparati, quindi esattamente in quest'ordine. Sì, perché la cosa che ci premeva, ma è che veramente ci hanno anche chiesto proprio i genitori molto così, molto calorosamente, era quella di poter dare sì una preparazione dal punto di vista anche didattico, utilizzando il nostro comunque questa modalità che diciamo ha come sfondo quella che è la pedagogia Waldorf. E questa modalità fa sì che i bambini possano apprendere con entusiasmo, come dicevo prima, quindi attraverso sia il racconto, sia il disegno, sia filastrocche, scioglilingua, le tabelline in movimento, con dei giochi, i bambini imparano, apprendono molto gioiosamente. Ecco. Vi ricordate il numero del vostro stand? 86. Fantastico, allora 86 cercate sulla mappa perché No, aspetta. Mi è venuto il dubbio. Sbagliamo, mandiamo da qualcun io non altro. lo so. Va bene, allora basta cercare, insomma è anche il bello di girare, tra virgolette, perdersi dentro la fiera e riuscire a trovare, magari cercate, è un compito che vi diamo se ci state seguendo anche qui dall'auditorium oppure dal sito quattropassi.org. Tommaso e Silvia, giochiamo con Titolaro, buona giornata, buona fiera. Grazie. Grazie a te. Grazie, buona giornata, è una giornata che è estremamente primaverile, davvero oggi tantissima gente in più rispetto al previsto. Abbiamo in scaletta adesso, me lo scrivo mentre ringraziamo la regia, Lisa e Elena, la signora Lia Gamberini, prego, alla mia sinistra, postazione più comoda, Centro per l'impiego di Treviso, già ieri abbiamo avuto una sua collega, esatto. Lei esattamente di cosa si occupa? Io mi occupo della parte dell'orientamento dei servizi al lavoro e lavoro presso Città dei Mestieri, che è l'ufficio a Lancenigo di Villorba, vicino al centro di formazione professionale, dove vengono concentrate tutte le attività di orientamento che servono a tutte le persone, sia giovanissime che meno giovani, che over 50 e oltre. Ma non ancora pensionati e Non pensionabili. ancora, esatto, fino a che loro devono rimanere nel mercato del lavoro. E in particolare voi vi occupate, lei, credo i suoi colleghi, di consulenza Eures, Sì. giusto? Allora, diciamo che la Città dei Mestieri è stata voluta dall'amministrazione provinciale nel 2003 e si è sviluppata dal 2005 una comunità di operatori che hanno collaborato all'interno di questo servizio, che vuole essere a 360 gradi per l'attività di orientamento, il che significa per l'informazione su cosa serve al lavoratore per poter essere occupabile e più occupabile, riqualificarsi, quindi conoscere le opportunità di formazione che il territorio offre. E all'interno di questo è stato anche incardinato il servizio EURES, che significa European Employment Services, quindi i servizi per l'impiego europei. E quindi guardando lo sguardo al di là dei Sì. nostri confini, Sì, no? perché aiutando le persone a ricercare le opportunità lavorative locali, alcune di queste in realtà hanno anche una mira al di là dei confini nazionali, perché vogliono o provare a sperimentarsi in un'altra realtà lavorativa o avere una chance che qui non riescono a trovare, quindi vogliono capire se l'esperienza estera può essere di loro aiuto, e quindi aiutiamo loro in tutte quelle cose che possono servire per potersi organizzare anche alla ricerca del lavoro all'estero. Provo a sviluppare un po' di più, abbiamo degli ospiti, come si sente, anche Pelosi. molti animali, a sviluppare un po' di più questo concetto dell'orientamento. Allora, immagino che ci siano davanti magari tante possibilità, ma anche tra queste tante, molte
che magari l'utente che arriva da voi non conosce proprio. Sì, proprio così. Infatti molto spesso i cittadini hanno bisogno di conoscere tutto quello che il territorio può loro offrire, perché non ci sono soltanto le istituzioni scolastiche o l'università o il centro per l'impiego, che è il canale pubblico e gratuito per le imprese e per i cittadini, ma ci sono una pluralità di soggetti pubblici e privati che agiscono all'interno di questo mondo che serve conoscere per potersi muovere al meglio, per potersi candidare, ricandidare, stendere un curriculum in maniera appropriata, sapere qual è il punto di vista dell'azienda, perché molte volte il ricercatore di lavoro è impegnato e concentrato su se stesso, vede le proprie necessità, sa qual è il proprio fabbisogno, ma neanche fino in fondo, e spesso non considera il punto di vista aziendale, la ricerca che le aziende fanno e come è bene proporsi alle aziende stesse. Quindi noi in Città dei Mestieri cerchiamo di dare degli strumenti anche pratici, facendo anche dei laboratori aperti al pubblico. Di solito li facciamo il mercoledì mattina o il lunedì, e lì trattiamo gli argomenti della stesura del curriculum, della ricerca utilizzando la rete, internet, che è un grande mare in cui non Però perdersi. bisogna saper navigare, esatto, certo. in cui saper navigare e discernere quello che è, ed è un argomento molto attuale, vero, buono, Dal molto che non lo è, o che non lo è quello abbastanza. che non lo è, esatto, o non lo è abbastanza. E anche come comportarsi durante un colloquio di lavoro, perché lì ci si gioca effettivamente l'opportunità o meno di essere accettati dall'azienda e messi alla prova. Ecco, lei ha citato la rete internet, no? Mi risulta, credo sia abbastanza vero, che essendo praticamente tutti noi su Facebook con un proprio profilo personale, insomma, quella è una delle prime cose che le aziende vanno a guardare, Certo, o comunque è vero. vedono, insomma, per capire poi com'è la persona anche Chi siamo. magari in altri ambiti. È vero, è vero. Questo lo insegniamo alle persone, di fare attenzione, diciamo che il nostro profilo social, quindi aperto al pubblico, anche se è aperto solo agli amici, uno crede che sia in realtà privato, privato non è veramente. Su internet non c'è nulla. Non c'è nulla che possa essere veramente privato, e quindi insegniamo loro di porre particolare attenzione a come uno si pone nei confronti di quello che è l'esterno al sé, perché poi le aziende oramai, in America lo facevano già 10 anni fa, ma da noi adesso sempre e subito vanno a vedere il profilo della persona, e non solo il profilo Facebook, ma anche quelli professionali come LinkedIn, e te lo dicono anche proprio chiaramente, te lo chiedono: lei ha un profilo? Sì, no? E se non ce l'hai sospettano anche che non sia vero, perché è talmente diffuso. E alcune persone però vedo che hanno capito come comportarsi, alcune addirittura utilizzano il profilo per creare un proprio, diciamo, una propria vetrina a mo' di curriculum visivo. So fare questo, sono capace di fare Esatto. questo, vorrei imparare, perché anche il vorrei Esatto. imparare credo sia necessario, È cioè non sempre fermarsi a importante. quello È sempre che già importante. si sa. Sì. Molte volte siamo un po' chiusi a questo, perché diciamo siamo formati o so lavorare, so usare bene le mani, mettimi alla prova e vedrai chi sono io. Nella realtà molto spesso dobbiamo avere quell'umiltà che serve a capire che dobbiamo migliorare le nostre competenze, quindi andare a fondo o esplorare altri mondi, perché se non amiamo l'informatica sappiamo che adesso è importantissimo possedere gli strumenti informatici, è un po' come l'utilizzo della patente. Si può andare, io dico sempre ai miei utenti, anche a piedi, in bicicletta, in corriere, in autobus, in treno, al lavoro, ma se l'azienda non è raggiungibile ti occorre la patente. Occorre la patente, questo vale un po' in tutti i campi. tutti. C'è differenza nell'approccio da chi è giovane e da chi invece è di mezza età e magari si trova e si è trovato escluso dal mondo del lavoro? La persona adulta ha una grande sofferenza interiore e quindi fa anche un po' fatica a esprimere se stesso, il proprio fabbisogno, c'è forse anche un po' di pudore. Il giovane può essere sfiduciato, ma ha spesso la sensazione di sapere abbastanza e quindi di essere un po' scalpitante, è un cavallo più scalpitante. E poi però ognuno ha una storia differente. Certo. E quindi l'importante è capire che cosa può essere dato da noi, perché la persona trovi dentro di sé quelle energie, quella motivazione, quella capacità di risolvere il suo problema, perché nessuno te lo può
risolvere. Insomma, sta anche alla vostra professionalità riuscire questo è cercare di dare le risposte migliori. Lia Gamberini, Centro per l'impiego Città dei Mestieri di Treviso. Grazie, buon lavoro. A voi, grazie. Grazie dunque alla nostra ospite, in attesa del prossimo, che è un musicista e credo stia terminando il sound check sound, come si dice in gergo. Io vado a dare qualche altra informazione. Allora, arrivano, esattamente, perché la scaletta era stata corretta, allora arrivano Elena e Sara, scegliete voi, basta che mi dite chi è Elena. Io Elena. Elena, perfetto, e tu sei Sara. Allora, aspetta che me lo scrivo per bene. ASL, che prima scherzando ho detto non vuol dire azienda sanitaria locale, ma vuol dire alternanza scuola-lavoro. Allora, partiamo dalla scuola. Sara, tu quale scuola stai frequentando? Duca degli Abruzzi, a Treviso. A Treviso. Quale indirizzo? Perché Duca vuol dire tante cose. Le scienze umane con opzione socio-economica. Perfetto, mentre Elena? Io invece il Canova, il linguistico, sempre qua a Treviso. Indirizzo linguistico del Canova, Linguistico, che sì. la mia generazione conosceva come il liceo classico, punto. Sì, no. Poi diventa anche linguistico. C'è anche Che poi sì, certo, c'è stata un'evoluzione, ma io sono vecchio. Vieni un po' più vicina, Sara, perfetto. Allora, voi immagino frequentate il terzo anno? Terzo anno, perché l'alternanza scuola-lavoro si fa dal terzo anno in poi. Sì. Esatto, terza, quarta e quinta. Terza, quarta e quinta. Allora, cominciamo da Sara. La scuola l'abbiamo detto, il Duca, e qual è? La S è questa, e la L in cosa si traduce nel tuo caso? In questo caso dipende anche da cosa ti propone la scuola. Perché nel mio caso si possono fare tante cose, nel senso che ti apre molte porte anche dopo l'università, però allo stesso tempo devi avere delle idee precise, secondo me, perché è un indirizzo nuovo che c'è solo da 6 anni, se non sbaglio, e quindi devi un attimo anche cercare di capire te cosa vuoi fare, perché puoi spaziare in molte materie. Per esempio, faccio molte ore di diritto e anche di scienze umane, e ho fatto psicologia nel biennio, adesso sto facendo antropologia, quindi potrei fare sia ambito, per esempio, giurisprudenza oppure psicologia, quindi io vorrei, cercare di far coincidere queste due cose, però ovviamente l'esperienza di alternanza è anche cercare di medesimarsi appunto nel mondo del lavoro più pratico, oltre che magari in un'università Quello futura. teorico. Ma tu cosa vorresti fare? L'hai già capito? O hai Ho qualche idea, Sì? ma ho pensato di fare giurisprudenza per poi fare un corso di comportamento criminale oppure fare psicologia processuale. Mamma mia, ecco, vedi l'attualità che entra nella vita quotidiana in qualche modo. Invece Elena, Sì, io facendo un indirizzo linguistico chiaramente pensavo più di puntare su qualcosa di più internazionale, però sempre qualcosa di umanistico, visto che comunque anche la mia scuola è famosa per quello, e quindi fare qualcosa attinente alla psicologia o qualcosa del genere, magari andando all'università all'estero, visto che appunto studio inglese, spagnolo e russo, e quindi ho... Inglese, spagnolo e russo. Beh, il russo va molto ultimamente. Sì, ci sono diverse classi, anche al Duca so che ci sono diverse classi. Si studia russo. Sì, al linguistico sì. Si studia russo, beh, insomma, è un mercato che si sta espandendo, Sì. quindi al di là dunque di quello che succedeva una volta. E voi siete qui alla fiera perché? Perché questo progetto ci è stato proposto dalla scuola e l'abbiamo scelto, ovviamente ci hanno dato varie possibilità, sono ore che comunque accumuliamo per gli esami di Stato, dato che adesso con la nuova legge dobbiamo portare anche gli esami di maturità, cioè l'alternanza che abbiamo fatto, spiegare in cosa consiste, e quindi appunto oltre che un bagaglio personale ci serve anche per la scuola, per dei crediti anche aggiuntivi. Certo. Tu conoscevi la fiera prima di oggi? No. No.
Sono entrata adesso in questo mondo, non era conoscenza. Non conoscevi la fiera, insomma è poco più giovane di te la fiera, quindi. E tu la conoscevi già, Elena? Sì, io la conoscevo bene, però entrando così a far parte dell'organizzazione comunque della fiera la sto vivendo in maniera molto diversa e sinceramente anche più bella di quando la venivo a visitare. Cos'è che hai scoperto, ad esempio, che prima non immaginavi o non sapevi? Non so, anche conoscere più da vicino comunque le persone che ne fanno parte, i volontari, e appunto che ci sono tantissimi volontari che vengono qui solo per la voglia di partecipare alla fiera in questi 2 weekend e si aspettano quasi il momento di partecipare alla fiera, di lavorare insieme, anche se c'è davvero da lavorare, non è fare volontariato così, sì. Sono diverse ore in cui c'è da fare, però si vive in tranquillità e è bello comunque. E concretamente cosa in questi giorni siete state chiamate a fare, oltre che a vedere, a conoscere nel tuo caso? Ognuno è stato assegnato più o meno una cosa che ha un ambito che ha scelto, più altre cose ovviamente dove c'era bisogno. Io personalmente sono stata qua all'ufficio stampa e abbiamo trattato vari temi, più che altro per esempio i social, quindi cercare di far conoscere la fiera anche in una realtà diversa da quella che vediamo qui, perché appunto ora come ora è molto importante anche quell'aspetto. E poi anche le cose più basilari di una fiera, per esempio l'accoglienza. Stamattina era un'accoglienza, non so, con i bambini, oppure semplicemente dare delle indicazioni e spiegare in cosa consiste appunto questa fiera. E quando è che hai cominciato? Hai cominciato già nei giorni precedenti? Ho cominciato dal primo giorno della fiera. Quindi da ieri? Ieri, esatto. Nel tuo caso uguale? Anche io sì, farò 30 ore qua in fiera. 30 ore per tutti i giorni? Per esatto, tutti e 5 in giorni? 30 ore, sì. Quindi sono 6 ore al giorno? Sì, circa. Sì, poi di solito un po' di più. Sì. Anche perché poi se uno resta volentieri esatto. Ancora di più. Tra i vostri compagni e compagni invece che altre scelte sono state fatte di alternanza scuola-lavoro? Cita un paio di casi, insomma. Oltre a questo qua ad esempio al Canova era comunque un progetto facoltativo, quindi se volevi ti potevi iscrivere, poi chiaramente ognuno di noi ha obbligatorio uno stage lavorativo e quindi avremo anche questo stage lavorativo che c'è d'estate. E poi abbiamo altre attività, altri laboratori a scuola, ad esempio sulla sicurezza, oppure come scrivere il curriculum, anche in tutte le lingue che noi studiamo, come scrivere il curriculum. Sì, o comunque altri progetti del genere, anche soprattutto dentro la nostra scuola ci sono diverse attività che si contano come alternanza. Tu sei in sede centrale o sede staccata? Succursale, quella che è vicino a San Pelaio, vicino alla sede degli Alpini. Alla sede degli Alpini, siamo proprio lì. Lì proprio, quindi siete anche vicini a un altro grande evento che sta per arrivare. Sì. E tra i tuoi compagni qualche altra scelta? Sono state fatte delle scelte anche nell'ambito, per esempio, all'aeroporto. Oppure dove si sfruttano le lingue anche. Sì, il linguistico principalmente. Poi, sono state organizzate le cose per l'estate, più che altro ci hanno dato una scelta di aziende in cui andare, ma è una cosa che si fa appunto d'estate, poi adesso ognuno deve vedere, scegliere cosa vuole fare, però diciamo che ci danno ampia scelta, nonostante sia una cosa venuta fuori da poco, perché solo dall'anno scorso mi pare che è entrata in vigore questa cosa dell'alternanza. Quindi avete in programma qualcosa anche per l'estate voi? Sì, in totale nei 3 anni abbiamo 200 ore, esatto. Però comunque ad esempio noi abbiamo anche stage linguistici e che ogni anno faremo stage linguistici nei 3 paesi che studiamo la lingua. Quindi da dove parti tu? Io sono già andata in Inghilterra, il prossimo anno andrò in Spagna e in quinto andrò in Russia. Bene. Nel tuo caso quest'estate? Nel mio caso dipende, nel senso che devo ancora scegliere, però mi piacerebbe o in un'azienda, per esempio, o in tribunale, mi piacerebbe molto, oppure Confcommercio. E anche in banca etica ho fatto una specie di stage, diciamo, ci hanno spiegato in cosa consiste il loro lavoro. E si può scegliere di andare lì anche quest'estate a fare effettivamente queste ore di alternanza, però noi lo faremo meglio l'anno prossimo con la scuola, faremo 2 settimane. Come stage lavorativo invece andrò a Carbonera, la cooperativa alternativa,
quindi anche collegato in realtà alla fiera certo, qua. sì, sono stati i nostri ospiti ieri. Sì. Allora, tante idee, molto fermento vedo in voi e questo ci dà molta speranza. Grazie Sara, grazie Elena Niente. e buon lavoro Grazie. e buona scuola, in bocca al Grazie. lupo. Allora, il nostro fino alle 17 in diretta, siamo perfettamente in linea con la tabella di marcia, sì, abbiamo già la prossima ospite, sì, allora prego, i prossimi ospiti, 1, 2, scegliete voi da quale parte. Italo? No, Massimo. No, Massimo. C'è che... Allora, aspetta che scrivo giusto, ok, allora Massimo e alla mia destra invece... Fernanda, perfetto. Scusate, ma è tutto, è il bello della diretta questo che si... Abbiamo cambiato il momento. No, esatto, poi succede insomma che si debba anche cambiare. Allora, IB, giusto? Che non sbaglio IB, riga. Amici dei Bambini. Perfetto, no, almeno, Certo, almeno questo questo è corrisponde, non ho sbagliato riga. È una ONG, organizzazione Sì. non governativa, e siete un movimento di famiglie adottive e affidatarie. Allora, per i pochi che non sanno, Massimo, traduciamo. Certo, allora prima di tutto io sono un papà adottivo, ho adottato 3 figli nel corso appunto in 2 esperienze adottive, i primi sono state 2 bambine e ormai nel 95 sono ragazze, adesso donne, e poi siccome l'esperienza è stata talmente bella ma anche impegnativa che ci siamo cimentati anche in una seconda e quindi terza figliolanza adottiva, questa nel 2004, la prima volta siamo andati in Ecuador, in Sud America, e poi abbiamo avuto la fortuna di sperimentare anche l'esperienza nell'est europeo andando ad accogliere un terzo figlio in Moldavia nel 2004. Sempre in adozione. Sempre in adozione, internazionale. Di recente abbiamo avuto anche la fortuna, l'onere e l'onore di avere anche un bambino in affido familiare invece appunto italiano, attraverso appunto i servizi del Comune di Venezia, perché era un bambino in difficoltà e così siamo partiti in questa forma di accoglienza che è caratteristica appunto di AIBI. AIBI è un'associazione di famiglie adottive affidatarie, come diceva, che ha festeggiato 30 anni di attività proprio nel 2016 e opera in diversi paesi, in diversi continenti, proprio perché sulla scorta dei primi pionieri che hanno adottato appunto un figlio in quei paesi ci siamo resi conto che praticamente i nostri figli hanno avuto la fortuna pur essendo privi di famiglia, di trovarne una nuova, diciamo, tanti bambini sono rimasti lì negli istituti. Da qui la nascita dell'associazione e poi tutto l'iter praticamente per diventare intuttorizzato e quindi per espletare le pratiche adottive e poi anche l'apertura all'affido proprio come associazione, come in realtà da qui poi l'ONG, in quanto anche attuiamo soprattutto attività di cooperazione internazionale, in quanto un bambino è giusto che se è peruviano resti in Perù, se è brasiliano in Brasile e moldavo in Moldavia, Certo. ma se questo non è possibile attraverso interventi di sostegno alle famiglie è giusto che abbia una famiglia altrove. Ecco. Esatto. L'iter quanto lungo è? L'iter è purtroppo attualmente lungo, purtroppo... Cioè, parliamo di diversi anni. Sì, diciamo che se si è fortunati dura 2 anni e mezzo, 3, c'è chi aspetta anche un po' di più ultimamente. Questo perché ci sono tantissime difficoltà nei paesi, perché chiaramente non sempre l'adozione internazionale è ben vista o comunque comporta degli impegni, ma anche dal punto di vista, diciamo, del sostegno del governo italiano in questi ultimi anni è stato abbastanza carente, per cui giusto sono uscite l'altro ieri le tabelle delle adozioni effettuate in Italia, negli ultimi 2 anni si sono dimezzate, quindi questo chiaramente è un indicatore che l'Italia, pur essendo uno dei paesi che al mondo è più disponibile all'accoglienza adottiva internazionale, però negli ultimi anni sono state delle grosse difficoltà. Ha un po' stretto i cordoni. Esatto, ecco. E di conseguenza è un peccato. Noi siamo qui oggi, Fernanda è con noi, lei invece è una ragazza adottiva, figlia di Italo, ecco, che siamo qui proprio a testimoniare che l'adozione internazionale e l'adozione in sé è una cosa bella, pur impegnativa, pur con tutte una serie di difficoltà, però chiaramente ti cambia la vita e la cambia soprattutto i bambini, i nostri figli, ecco, lei ne è una testimonianza. E allora arriviamo a Fernanda, la figlia di Italo Morao che salutiamo, quindi adesso dove abiti? A Vedelago. A Vedelago, infatti Morao mi portava molto, molto in quella zona. Da dove arrivi? Dal Brasile. Dal Brasile.
Questa è una scelta tua, questa No, estetica? oggi No. abbiamo delle attività da fare infatti, è molto da fattina. Sì, e abbiamo dei giochi da fare e si chiamano Abracadabra. E sono dei giochi che facciamo con i bambini per parlare di noi IB Giovani, che è sempre fa parte, però siamo noi che la portiamo nei giovani. Fate. Quanti anni hai? 17. E sei qui da quando? Dal 2005. Quindi 12 anni, da quando avevi 5 anni, ok, perfetto. Tu quando è che hai capito che era cambiata un po' la tua vita? Perché da lì, dal Brasile, da dove sei nata, allora, sei arrivata qua. Diciamo che abbiamo avuto, io e altri 3 miei fratelli, abbiamo avuto la fortuna di trovarci dei genitori, perché almeno ci hanno dato una casa dove vivere e comunque anche dell'affetto che noi in quei 5 anni che abbiamo aspettato non ce l'avamo. Quindi tu sei con i tuoi fratelli? Con uno, gli altri 2 sono stati adottati da un'altra famiglia, però siamo in contatto. Siete in contatto, quindi siete in 4 in tutto? Sì. E tutti in Italia, vicini? Sì, più o meno. In che zona eravate del Brasile? Campinas, vicino a San Paolo. Vicino a San Paolo, quindi sì, una delle zone più abitate. A scuola, quando... Perché, tu sei un'immigrata un po' particolare, ok? Nel senso che sei un'immigrata appunto adottata con questo percorso. Quando adesso ormai hai 17 anni, quindi certi discorsi riesci a fare. Tu sei la più grande rispetto ai tuoi fratelli e sorelle? No, c'è una sorella più grande. Più grande? Sì. Però raccontando la tua esperienza, immagino a scuola e condividendola, insomma, cosa... Allora, io non sono mai stata una ragazzina che non è mai riuscita a inserirsi, anzi il contrario, perché sono una ragazza molto che gli piace fare amicizia, quindi non ho avuto problemi. All'inizio ho avuto problemi con la lingua, ma dopo un anno sono riuscita a capire, sì, perché comunque io ho perso hai perso il portoghese? Sì, quindi è stato più facile per me impararlo. E quindi non hai avuto particolari problemi di inserimento? No. E invece i tuoi fratelli quanti anni hanno? Allora, e come si chiamano? Così mia sorella si chiama Jennifer e ha quasi 19 anni. Poi ci sono io, c'è mio fratello William che ne ha 16 e il più piccolo che ne ha 14. E si chiama? Vinicius. Adesso tu che scuola frequenti? Io sono in seconda superiore al Besta Sociale qua a Treviso. Qua a Treviso, al Besta Sociale. E cosa pensi di fare poi da grande? Io vorrei lavorare in carcere minorile oppure come assistente sociale proprio negli istituti e negli orfanotrofi dove ci sono ragazzi come me. Perché il carcere minorile? Perché l'hai conosciuto? No, perché mi sembra un'esperienza tanto forte e molto coinvolgente per comunque aiutare sempre persone che hanno bisogno di una mano. Torno a Massimo, 4 adozioni giusto? Più una 3 adozioni più un affido. Avevate anche figli naturali i vostri? No. E com'è nata questa... Ma diciamo che questa disponibilità. Sì, questa disponibilità è nata ancora quando eravamo ragazzi, frutto un po' delle esperienze in parrocchia, in attività sempre rivolte anche ai bambini e ai ragazzi, ed era stato un sogno praticamente anche così, quando siamo sposati, pur non sapendo della nostra sterilità, abbiamo messo in cantiere anche questa idea. Chiaramente una volta appunto avuto la conferma che non potevamo generare figli noi, ecco, subito dopo, una settimana dopo siamo andati a presentare la domanda in tribunale. Sia per motivi diciamo biologici, sia per altri motivi comunque si può dare la disponibilità. Assolutamente. Ecco, cosa bisogna fare? Perfetto, allora innanzitutto se una famiglia, tra le altre cose, ecco, domani pomeriggio avremo uno spazio proprio qui alla fiera dove faremo percorrere i 4 passi dell'adozione dalle 16 in poi. Ma sono proprio 4? Sì. Bene. No, li abbiamo sintetizzati in 4, no? Ok, sono meno ma anche di più volendo, ok? E quindi daremo un po'... però ecco, una famiglia che voglia aprirsi questa esperienza può rivolgersi ai servizi sociali territoriali della propria città, dove viene fatto un percorso di sensibilizzazione dove viene un po' parlato dell'adozione
in senso generale e dell'adozione internazionale per chi magari fosse interessato anche a questa seconda strada. Dopodiché una famiglia decide se questa è proprio la propria strada, può rivolgersi al tribunale e presentare praticamente la domanda anzi candidarsi con la propria disponibilità, dopodiché il tribunale incarica i servizi di fare un'indagine conoscitiva della famiglia, dopodiché emette o non emette la sentenza il decreto di idoneità praticamente. Con questo decreto poi la famiglia può rivolgersi a uno dei 18 enti autorizzati che lavorano in Veneto appunto nel settore dell'adozione internazionale e conferire l'incarico all'ente. Dopodiché entra praticamente nella lista d'attesa, per cui poi dicevo mediamente le nostre coppie aspettano da 2 anni e mezzo, 3 attualmente, però poi dipende molto dai periodi, dalle evoluzioni anche internazionali che ci sono. Esatto, insomma il tempo è soprattutto in questa fase. Quello sì. Il tempo tra le altre cose è anche prezioso perché dicevo all'inizio è una scelta molto bella, anche impegnativa, quindi uno deve essere veramente convinto perché l'adozione è un grandissimo atto di giustizia e devi essere consapevole che diventi padre e madre di un figlio che non hai generato e che sarà tuo per sempre, quindi è una scelta. Ecco tutte le responsabilità che esatto, questo comporta. E la bellezza, certo. Torniamo a Fernanda prima di salutarvi. Voi fratelli, insomma, avete più cercato contatti col Brasile, con la vostra famiglia di origine? No, questo no, perché la nostra è un'adozione chiusa. Abbiamo avuto fortuna ad avere dei genitori che comunque ci hanno permesso di farci rimanere in contatto e quindi non abbiamo contatti diretti sì. Con i vostri genitori. Però in altri casi succede, giusto? Può succedere, sì, no, che ci siano contatti. Contatti direi di no, nel senso che l'adozione è un qualcosa di definitivo, nel senso che la maggior parte dei bambini, anzi tutti i bambini passano per l'istituto, c'è chi ci resta fortunatamente poco, chi ci resta molto, però poi l'adozione è un qualcosa che chiude una parentesi, chiude una pagina e ne apre una pagina. Ecco. Allora, lasciamo la fattina a Fernanda a tornare all'attività con i bambini, Massimo e tutta l'associazione alle vostre attività, e domani a che ora siete voi? Alle 16. Alle 16. Poi ogni mezz'ora viene ripetuto. Certo, allora vi invitiamo domani a passare in fiera anche per questo. Grazie, buona giornata. Grazie Fernanda e a Massimo. E adesso tutti sull'attenti. Allora, ospitiamo la collega Laura Simeoni che da quanto tempo ormai sta lavorando come ufficio stampa del COA, che è il comitato organizzatore della Dunata Nazionale degli Alpini. Allora, stiamo lavorando da marzo dell'anno scorso. Sì, ormai ci siamo. Ci siamo, mancano pochi giorni, siamo in countdown. Siete in countdown. Sì. Allora, tu la penna nera non ce l'hai, però no. Ti senti un po' alpina. Sì. Lo spirito sì, nel senso che in questo anno in cui ho vissuto a stretto contatto con le penne nere ho visto che sono veramente straordinari. Sempre attivi quando c'è bisogno nella raccolta alimentare piuttosto che nelle grandi emergenze. Pensiamo al terremoto, gli alpini trevigiani sono tra i primi partiti con la protezione civile, quindi insomma essere a contatto con questa realtà, al di là della storia che loro hanno, sono molto attenti anche al presente, cioè la parola solidarietà sta nel loro DNA e lo dimostrano tutti i giorni, quindi insomma un'esperienza molto bella. Sono molto attivi, estremamente attivi, tantissime proposte per questa che è Adunata del Piave, vero. Giusto? Sì, Adunata del Piave perché siccome ricorre il centenario della Grande Guerra, sentiamo parlare sempre di questo centenario, in realtà nel 1917 ci sono stati dei fatti tragici e terribili dopo la rotta di Caporetto nel nostro territorio, quindi le 4 sezioni ANA, che sono le sezioni della provincia di Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto e Valdobbiadene, hanno deciso insieme di fare questa adunata per ricordare il centenario e non solo sull'onda così nostalgica dei ricordi o dell'onore ai caduti, che comunque è giusta, ma cercando anche di attualizzare, quindi con forti messaggi di pace. Proprio ieri sera siamo stati all'Isola dei Morti a Moriago della Battaglia, dove hanno allestito uno spettacolo con fotografie, musiche, letture che si intitolava 1000 papaveri rossi.
prendendo spunto dalla canzone di De André, ma anche dal Red Poppy, il papavero per la popolazione anglosassone è proprio il simbolo del caduto, ma anche un messaggio forte di pace. E questo è il senso della Dunata del Piave, quindi ricordo e anche trasmettere questi valori che sono alpini alle nuove generazioni, perché sai, la naia non c'è più, quindi manca la linfa un po' vitale dei giovani e loro cercano comunque di trasmettere i loro valori, tant'è che attraverso le iniziative di solidarietà sono riusciti ad iscrivere tantissimi ragazzi che sono amici degli alpini, non alpini con il cappello tradizionale, con la penna, ma sono comunque collegati a tutte le manifestazioni. Quest'anno per la prima volta in assoluto nella storia dell'ANA, siamo alla 90ª Dunata, ed è la prima volta che sfileranno anche gli amici degli alpini. Ecco, vedi, sarà un fiume continuo, mia, giusto? Domenica sì. 14 la sfilata, insomma il giorno Sì. clou, però il programma che già in questi mesi ha proposto tantissimi appuntamenti toccherà Treviso, ma anche queste 4 località che sono state località del fronte, no? Certo. Vittorio Veneto, per esempio, ha organizzato una interessante, che poi è la città della vittoria, dove si è conclusa la Grande Guerra, ha organizzato un incontro sui profughi, perché non dimentichiamo che oltre ai morti, i combattenti, i soldati, ci sono stati tutti i giovani, i bambini, le donne, gli anziani che erano nelle case, sono stati cacciati dalle loro case. Quando Aleppo eravamo noi, potremmo dire. Sì. E quindi questo profugato ha coinvolto tutto il territorio, in particolare la sinistra Piave, dove si era attestato l'esercito austro-ungarico, ma anche poi Treviso è stata bombardata, l'amministrazione comunale è andata profuga con armi e bagagli fino a Pistoia, e l'unico rimasto in città è stato il vescovo, a cui il sindaco ha affidato le chiavi, Longhin, a cui ha affidato le chiavi della città, perché non era rimasto più nessuno. Nessuna autorità. Tutti scappati, no. L'unico è rimasto il vescovo, e all'epoca aveva lanciato un appello ai parroci: non abbandoniamo chi è rimasto in casa, perché poi avevano paura delle razzie, no? Come in tutti questi casi di guerra. Spostarsi all'epoca non era esattamente così facile. Carretto e mulo e via, insomma. Quindi si comincia ufficialmente il programma con che data? Allora, l'alzabandiera tradizionale che apre la Dunata sarà venerdì 12 maggio alle ore 9 in Piazza della Vittoria, e per ribadire che questa è la Dunata del Piave, ricorda il centenario, l'alzabandiera sarà in contemporanea anche nei sacrari principali che abbiamo: Cima Grappa, Sacrario di Nervesa, Fagherè e l'Isola dei Morti di Moriago, con dei maxi schermo che lanceranno questa alzabandiera in Piazza della Vittoria, dove si potrà vedere questo collegamento con i luoghi della guerra. Poi venerdì nel pomeriggio c'è la tradizionale sfilata della bandiera di guerra, è una cosa molto particolare, con tutti i labari nelle vie del centro storico. Sabato abbiamo una giornata che è di incontri con le sezioni estere, perché sono tantissimi emigrati alpini che tornano per la Dunata. Per la Dunata, sì. E la sera ci saranno oltre 100, mi sembra che siano 115 cori in tutte le chiese. Che fanno un mega coro, il coro dei cori, giusto? Allora, prima è in parte è così, nel senso che prima faranno il tradizionale concerto nelle chiese che i parroci hanno dato a disposizione, e sono 43. Alcune chiese hanno 2 o 3 cori, perché altrimenti non ci stavano tutti. Poi, come dicevi tu, si formerà un super coro, una super gruppo che per le vie della città animerà. I cittadini dovranno portare pazienza, perché a mezzanotte sentiranno ancora suonare e cantare. E poi la grande sfilata. Sì. Allora, grazie Laura, buon lavoro per questi ultimi giorni di adunata. Grazie a voi, e aspettiamo naturalmente tutti a Treviso per questo raduno alpino. Grazie. Grazie, e tramite te a tutti gli alpini. Allora, dicevamo della musica, degli alpini, allora alla musica arriviamo con Eusebio Martinelli, che ha appena finito, credo, il soundcheck. Sì. Buongiorno a tutti, siamo nel mezzo del soundcheck, vero? C'è posto anche di qua, Stefano, se vuoi, alla sinistra, qui siamo in tanti, non c'è problema. Allora, 1, 2, 3, allora, Eusebio Martinelli che sarà in concerto questa 17 sera, tra poco, tra un'oretta. Tra un'oretta, insomma, con la sua Gypsy Orchestra. Esattamente. E poi Stefano Donà, Ritmi e Danze dal Mondo, benvenuto. Sì, grazie, un benvenuto anche a voi. E poi c'è Cadi Cadiatù. Cadiatù Nanà.
Allora, partiamo da Eusebio, che io conosco per altre vie radiofoniche, dopo te lo spiego perché a microfoni spenti. Allora, musica gypsy, musica ritmata, musica gitana, del popolo. turbo all'italiana. Turbo all'italiana. Musica turbo più o meno per musicisti truccati, adesso vedrete che... Voi venite dall'Emilia? Da Bologna, sì. Da Bologna si parte, poi abbiamo sto camper che raccoglie lungo i caselli autostradali chi arriva, tante insomma, figure. Chi sa fare cosa. Esatto. Oggi c'è un clarinettista siciliano, insomma è una squadra molto grande, si alterna i vari solisti, dal violino alla fisarmonica, al clarinetto. Esatto. Strumenti che si possono portare tranquillamente, che non necessariamente hanno bisogno di corrente elettrica, giusto? Esattamente, sì, abbiamo anche questa formula che facciamo proprio tipo la banda che passa. E però per la chitarra e il basso così, se non c'è il basso tuba così, c'è il basso, abbiamo trovato questo trucco di avere un amplificatore a tracolla che va a pile, è una cosa molto simpatica. Va a pile, durano, sono ben cariche. Bisogna cambiarlo ogni 20 minuti. Bene. Allora, proporrete un po' di tutto oggi pomeriggio? Sì, un putpurri. Ma per lo più musica tratta dal mio ultimo album, che a proposito è uscito da un paio di settimane. Fresco. Esatto, e che il titolo è appunto Danze. Quindi danze che hanno origini... Sì, in realtà non è proprio una sequenza di tipologie di ritmi e di balli, ma danze nel senso più esteso possibile, danze dei sentimenti, dei pianeti, danze del cuore. Esattamente, è una rappresentazione musicale di più immagini di cosa possa esprimere questa parola. E allora la parola danze mi porta da questa parte, ovviamente con Stefano, con Ritmi e Danze, quindi 22esima edizione per voi, avete qualche anno in più di Fiera Quattro Passi, 15, 16, 17, 18 giugno, quindi tra poco più di un mese. Attraversando paure ho bisogno di mondo, tema un po' più complesso rispetto ad altri anni, allora proviamo a spiegarlo. Allora, sentiamo importante affrontare le paure che molta gente vive anche, a volte sono paure anche un po' costruite, a volte sono reali. Noi pensiamo che il festival dopo 22 anni possa avere anche il coraggio di guardarle, le paure del lavoro, le paure dell'incontro, le paure di un pianeta sempre più fragile, e noi siamo il festival dell'incontro. E allora perché ho bisogno di mondo? Perché attraverso l'incontro, attraverso anche l'altro, unendoci assieme, costruendo relazione, forse riusciamo a attraversarle insieme. Da soli, con la paura, non andiamo da nessuna parte, ci chiudiamo a casa, la casa ideale di questo pianeta. Noi pensiamo un pianeta, un mondo aperto all'altro, e con l'altro condividere assieme delle relazioni che poi ci aiutino proprio a attraversare i momenti difficili. Qualche mese fa si è parlato molto della marcia 1000 piedi che avete proposto, sì, insomma, sul Montello, in risposta ad un'altra marcia fiaccolata. Il tema certamente lì non è chiuso, da quello che mi risulta, perché io abito proprio in quella zona, quindi so bene che il tema non è chiuso, però mi pare sia stato un momento importante, insomma. È stato un momento importantissimo perché non pensavamo che così tanta gente potesse arrivare. E il nostro slogan non era tanto contro, anche se per qualcuno bisognava essere contro. Per noi è importante insieme affrontare questi aspetti a volte difficili. Condividiamo il timore di certa gente, ma pensiamo anche che bisogna unire le forze e le idee per affrontare momenti difficili come lo era anche quello. Puoi darci qualche pillola su chi avremo? Assolutamente alcune, sì. Siamo gemellati con 5 iniziative dell'Abruzzo. Abbiamo anche contattato l'artista e attore comico Gabriele Cirilli, che verrà perché è abruzzese di Sulmona, e quando ha saputo che abbiamo invitato anche una parte dell'Abruzzo ha detto io ci sono. Per cui lo spettacolo del sabato sera avrà la partecipazione sua e siamo contenti. Avremo anche la gioia di avere con noi Eusebio, perché è stato la presenza sua di un'energia incredibile, abbiamo bisogno di energia come la sua, come stimolo, spunto, e verrà al festival il 18 di giugno, farà il concerto alla fine del festival. E poi magari girerà per gli stand con la banda. Abbiamo anche il gruppo Mimo Decru, sono stati i primi al Circo di Mosca. Abbiamo
giornalisti e scrittori come Andrea Strozzi, Stefano Bartolini, Alberto Negri, Andrea Segre, Luca Leone, e altri ancora stanno arrivando, perché è ancora in itinere il nostro volantino. Esatto. E poi abbiamo l'Acadia Tu, certo, che rappresenta le associazioni del festival. Che sono tante, insomma. Voi cosa state preparando? Guarda, noi come associazione stiamo preparando molto, perché per noi ogni anno è una cosa nuova, è una cosa anche per unirci, per stare anche un po' insieme ancora, perché siamo ben dispersi, e Giavera è come se questo festival ci unisce. La tradizione ti fa ritornare ancora nel tuo paese d'origine, perché lì per esempio io così, se mi vede lì non mi riconosci, perché cammino piedi nudi, ritorno proprio dall'Africa, perché metto usanza della mia cultura, Burkina Faso. E noi come associazione siamo più di quasi 40 associazioni messe insieme per fare queste e ben culture ben diverse, dunque che era bellissima a vedere. Noi non possiamo solo che ringraziare tutto lo staff di Giavera, che fanno anche di Quattro Passi, che ci danno questa possibilità, anche questa opportunità anche di farci vedere, di farci conoscere, anche a divulgare tutte le nostre culture, così tutte le culture insieme si unisce. Aggiungo che una piccola cosa: da 22 anni la Fiera Quattro Passi, prima non lo era, ma l'associazione Pace e Sviluppo, abbiamo sempre collaborato assieme. Credo che questo sia un messaggio importantissimo per un territorio di questo tipo, che di forza e energia ne ha. A volte magari la disperde un po' in mille rivoli. Il fatto di essere noi qui oggi e loro verranno al festival nostro è un suggello che per noi è importantissimo. Condividiamo gli stessi ideali. Sì. Quello concordo pienamente, perché da più di ormai 18 anni che partecipo quando anche eravamo più giovani. Quando eravamo più giovani, quello sicuro. Allora, ritmedanzedelmondo.it per essere aggiornati, anche per chi vuole dare una mano, perché c'è sempre bisogno. Eusebio Martinelli allora sarà sia qui che lì, quindi grande presenza. Impariamo a conoscerci, certamente. Ormai. Benissimo, allora in bocca al lupo per il concerto e ci vediamo presto, o qui o di là a Giavera. Grazie a tutti. Avanti a scaldare gli strumenti. Allora, adesso dovrebbe essere il momento del cambio di turno, non solo degli ospiti, ma anche del conduttore. Che adesso facciamo il cambio del conduttore, sì, perché è giunta l'ora. Allora, facciamo il cambio, benissimo. Io mi alzo e cedo il microfono. Saluto e ringrazio Eddie Daici che sta curando lo streaming per oggi e per tutte le prossime giornate. Vi saluto, vado impegnato ad altri impegni, vi lascio a Elena Mattiuzzo, buona giornata. Grazie Mirko, buona giornata a te, che andrai in realtà a fare il cronista sportivo. Molto bene, mi lasci anche questo, benissimo. Adesso ci ambientiamo. È un ritorno, devo stare distante, vero Eddie Daici alla parte tecnica, intanto lo ricordiamo. Non ho sentito. Devo togliere il cellulare. Allora adesso chiamo Lisa Barbon, la collaboratrice dell'ufficio stampa, e così tutto in diretta. Molto bene, molto bene. Bentrovati ancora in Fiera Quattro Passi. Io invito anche chi è nel foyer, chi sta passeggiando nel foyer, se volete sedervi e assistere un po' alla diretta streaming, ben volentieri. Parleremo di un sacco di cose da qui alle 17, abbiamo un sacco di ospiti. 12ª fiera che quest'anno si occupa del tema del lavoro. Futuro al lavoro è proprio il titolo che abbiamo scelto, che abbiamo dato a questa edizione. Sono tantissime le persone, ogni tanto so che Eddie punta la telecamera anche all'esterno, e quindi eccoci, bellissimo, una giornata splendida. Sono veramente tante le persone che affollano la fiera in questa seconda giornata. Poi sapete che quest'anno c'è la novità anche del 1° maggio, quindi saremo in fiera anche domani con CGIL Cisle Will, con il comizio e il concertone del 1° maggio, quindi tante novità. Però adesso andiamo avanti con i nostri ospiti. In realtà è veramente una maratona questa Radio Quattro Passi, e quindi io chiamo qui con me in postazione Ugo Fili, che è socio amministratore di Service Vending, e anche Michele Gorin, che è un docente della Eurogroup Management Academy e anche un formatore aziendale, un consulente aziendale. Ben arrivati anzitutto. Buonasera. Grazie. Si parla davanti ai microfoni, mi raccomando. Allora, perché abbiamo questi due ospiti? Il tema di quest'anno è appunto il lavoro, il futuro al lavoro, ma Fiera Quattro Passi ha avuto molte anteprime.
Devo stare più distante, lo so. Adesso mi metto un po' più distante. Va bene così? Ok. Abbiamo avuto molte anteprime, alcune filosofiche con Serge Latouche, poi abbiamo avuto un'anteprima sulla Grande Guerra con uno spettacolo di lettere inedite proprio dal Sant'Artemio, il luogo che ci ospita, lo sapete, una volta era un ospedale psichiatrico, e poi abbiamo avuto un'anteprima particolare sul mondo del vending, sul mondo della distribuzione automatica, chiamiamola così, più comunemente conosciuta, le macchinette distributrici di prodotti o le macchinette del caffè, così come comunemente le chiamiamo. E Service Vending è stata proprio partner di questo evento, è stato un convegno in cui ci siamo chiesti se il vending può essere sostenibile. Allora Ugo, intanto ci presenti un po' Service Vending. Certo, allora Service Vending opera da più di 20 anni nella distribuzione automatica. Dal 97 con l'attuale nome Service Vending, siamo 2 soci e sempre abbiamo avuto un occhio di riguardo la salute, la sostenibilità, temi che sono diventati negli anni molto importanti. Uno dei primi progetti, il progetto NutriVending con la Regione Veneto, aveva già come base il tema della sostenibilità dei prodotti biologici, del mercato ecosolidale, e la collaborazione con altro mercato è iniziata proprio negli primi anni 2000. Una collaborazione importante, tra l'altro siete stati sì, tra i primi appunto ad aprire il mondo del vending proprio ai prodotti biologici piuttosto che ai prodotti del commercio equo, insomma a far sì che il vending sia sostenibile. La nostra era una domanda, in realtà è un'affermazione: il vending può essere sostenibile. Può essere sostenibile, sicuramente, attraverso appunto i prodotti del mercato ecosolidale, attraverso l'innovazione dei materiali utilizzati, il riciclaggio dei materiali usati, i compattatori per la plastica che riducono il volume dei rifiuti, ma anche comunque il riutilizzo di prodotti freschi non utilizzati attraverso l'elargizione quando avanziamo dei panini li diamo ai frati di Conegliano, perché non ci sia spreco alimentare. Spreco alimentare, ecco, questo è un altro tema. Quindi ci sono molti modi in realtà in cui si può declinare la sostenibilità. Non Certo. solo appunto distribuendo prodotti ecosostenibili e del commercio equo, ma anche avendo tutta questa serie di attenzioni che sono correlate poi al mondo della distribuzione. Certo, si fa filiera, i nostri clienti sono fornitori di altri nostri clienti, l'esempio è il Mulino Agugiaro e Figna, che sono fornitori della pasticceria Giotto, della cooperativa che all'interno del carcere di Padova fa formazione, noi stessi mettiamo i loro prodotti, i loro biscotti dentro i distributori, per cui c'è un ciclo continuo, diciamo. Certo, perché Ugo, vedo anche le persone che ci osservano, quando prendiamo un caffè, quando prendiamo una brioscina, quando prendiamo qualcosa da mangiare dalle macchinette distributrici, ci chiediamo dietro appunto da dove arrivano, che tipo di produttore c'è, insomma che tipo di scelta anche della società distributrice c'è dietro, quindi è un processo, diciamo, insomma, no? Certamente la scelta anche se buona parte del pubblico vede nel distributore prodotti spazzatura, in realtà diciamo si possono proporre anche dei prodotti con valenze molto più importanti, non solo prodotti economici ma prodotti salutari. Certo. Anche. Diamo qualche numero, prima lo diamolo in generale. Riesci a darci qualche numero di service vending? Quanti distributori, quanti prodotti? Non so se si possa fare, se si possa sintetizzare. Insomma, poi magari scendiamo proprio o andiamo subito sul commercio equo. Sì, penso che l'interessante sia questo, che è un po' appunto. il focus anche di quel convegno. Noi avevamo dato questi dati, il primo tra l'altro era un po' sottostimato, che in un anno i distributori automatici sostenibili a Treviso, che sono 130 Sì. al momento, hanno distribuito 457.000 caffè sostenibili, poi 44.142 cioccolate e 46.690 tè. Sono numeri importanti. Sicuramente questi distributori
propongono il caffè del mercato ecosolidale, che è un prodotto, una miscela ottima, buona. I vari prodotti che vengono insomma preparata distribuiti, da una torrefazione della zona, sì. Dalla Gopion Café. Il caffè crudo viene importato direttamente da altro mercato. Questo è il percorso che fa il caffè. Quindi insomma diciamo che il mondo del vending può essere assolutamente sostenibile. Sì. Michele Gorin, che in service vending fa formazione, ecco, come anche attraverso la formazione dei lavoratori, dei venditori, di chi poi deve veicolare sul territorio questo tipo di prodotti o di servizi, cioè appunto le macchine distributrici, come anche attraverso la formazione si può veicolare la sostenibilità? Allora, intanto grazie a Elena, grazie a Fiera Quattro Passi e a quanti ci stanno ascoltando in streaming qui presso il foyer della fiera. Allora, con Academy, con la Management Academy, al quale fa parte anche Service Vending, e Ugo è uno dei partecipanti all'Academy, abbiamo spesso parlato proprio dei principi di ecosostenibilità, abbiamo parlato di imprenditorialità anche da un punto di vista sostenibile, perché è importante riuscire a trasmettere competenze anche a quanti effettivamente si trovano tutti i giorni a contatto con il mondo delle aziende, per cui tutto quello che riguarda anche il mondo del welfare, tutto il mondo che riguarda l'aspetto tipico del lavoro va in questa direzione. Abbiamo parlato moltissimo ad esempio di tutto quello che riguarda gli aspetti legato al rispetto della persona, al rispetto di quello che è il rapporto tra imprenditore e dipendenti, e quindi abbiamo parlato tantissimo e stiamo parlando tantissimo di sviluppo ecosostenibile, temi quali ad esempio lotta allo spreco, stiamo lanciando degli argomenti e dei laboratori che abbiano a che fare con tutto l'aspetto della Lean. Sappiamo tutti che la Lean Organization, la Lean Management riguarda temi come lotta agli sprechi, come sostenibilità, per cui assolutamente stiamo andando in questa direzione e lo stiamo facendo consapevoli di formare imprenditori e manager che nel futuro avranno particolarmente attenzione anche a questi aspetti. Poi torniamo sulla situazione, diciamo, ecco, anche delle aziende, essendo lei poi un consulente aziendale, ci piaceva, il tema nostro è proprio futuro al lavoro, capire qual è un po' il momento che stiamo vivendo. Ugo, tornando al service vending, quanti siete in azienda? Cioè a quante persone date lavoro sostanzialmente? Allora, siamo 2 soci e diamo lavoro a una ventina di persone. Una ventina di persone. Sì. Com'è in questo momento storico che stiamo attraversando? Usciamo da oltre 8 anni di crisi, ma adesso qualche spiraglio si vede. Come sta andando? Ci stiamo un po' risollevando? Sì. È un settore il vostro che ha sentito pesantemente della crisi, oppure che è riuscito magari a farcela comunque? Allora, dal 2008 al 2012 la crisi si è fatta sentire nel nostro settore, tante aziende produttive hanno ridotto il personale quando non hanno anche chiuso, per cui mancando direttamente le persone nel mondo del lavoro per noi era una perdita di clienti praticamente. La diversificazione comunque ci ha aiutato, il fatto che la distribuzione automatica è sempre più di qualità va a raggiungere anche quella clientela che una volta non era così convinta e comunque il mercato sta riprendendo. Sicuramente bisogna adeguarsi continuamente, bisogna evolversi, migliorarsi, raggiungere, attivare altri canali, diciamo, diversi da quelli che erano tradizionali. E insomma in questo voi già state lavorando. Sicuramente, indubbiamente. Torniamo a Michele Gorin, formatore in azienda, consulente aziendale, quindi affianca spesso non solo i manager delle aziende ma anche i lavoratori stessi. Se dovessimo fare una fotografia di questo momento storico, di cosa hanno bisogno le aziende, dove fanno un po' fatica, dove invece bisogna lavorare di più? Allora, è un momento storico sicuramente molto complicato, è un momento storico nel quale stiamo cominciando a prendere consapevolezza che la difficoltà economico-finanziaria che ha perdurato per lungo periodo comincia a essere alle spalle. È necessario in questo momento traguardare le difficoltà perché effettivamente i mercati stanno ripartendo. Di che cosa hanno bisogno le aziende? Le aziende hanno bisogno di nuove competenze. Cosa vuol dire? Ugo giustamente diceva bisogna sempre stare al passo con i tempi, quindi bisogna essere flessibili
Sempre di più soft skills, quindi le persone dovranno imparare a utilizzare tutta una serie di competenze che purtroppo, ahimè, non siamo abituati ad apprendere perché nessuno ce le insegna. Cosa vuol dire? Abituarsi a relazionare in maniera molto più empatica con altre persone, abituarsi a parlare in pubblico, abituarsi a lavorare con persone che non saranno più fianco a fianco sedute alla scrivania accanto alla nostra, ma lavoreranno dall'altra parte dell'oceano, magari in un coffee shop, collegati via mezzi di comunicazione informatici. Questo vuol dire avere capacità di risolvere problemi anche complessi, non potendosi rapportare direttamente con le persone. Quindi sempre di più competenze open-minded, che vuol dire avere l'opportunità di riuscire a traguardare il momento utilizzando l'informatica, ma anche le competenze umane. Sbaglia chi dice che in futuro ci sarà solo automatizzazione, solo robotica. L'essere umano è ancora al centro delle aziende, ma a differenza rispetto al passato, sempre meno competenze manuali, sempre meno competenze fisiche e sempre più competenze intellettive. Questo vuol dire essere in grado di risolvere problemi complessi. Le nuove generazioni si devono rendere conto che dovranno viaggiare, chi avrà viaggiato all'estero avrà una marcia in più, chi parlerà oltre all'inglese, che ormai è la lingua base per entrare nel mondo del mercato del lavoro in maniera importante, chi avrà una seconda lingua, soprattutto una lingua che abbia a che fare con i mondi asiatici, sicuramente avrà una marcia in più, e grandissima creatività e flessibilità nel lavoro. Noi italiani siamo di media molto creativi, molto geniali, ma quello che dovremmo fare sarà quello di diventare molto più capaci di mettersi a confronto con gli altri. Tendenzialmente siamo molto individualisti, la grande difficoltà dell'italiano sarà quello di accettare il cambiamento. Non l'abbiamo ancora accettato rispetto ad altre culture, ad altri paesi che sono già molto culturali più di noi, e quindi forza italiani, diamoci una spinta al cambiamento. Multiculturalità, incroci di esperienze, contaminazioni positive sono anche i temi affrontati proprio qui in Fiera Quattro Passi, e quindi insomma noi ci stiamo lavorando. Qui è un cantiere del lavoro futuro e del futuro al lavoro che cerchiamo anche di raccontare. Io vi ringrazio per essere stati con noi, grazie a Michele Gorin, che è formatore, consulente aziendale e poi responsabile dell'Accademia, appunto, che si occupa proprio di formare i dirigenti del vending. Grazie ancora davvero a Ugo Affili, socio amministratore di Service Vending, che è stato un grande partner di questa edizione di Fiera Quattro Passi, e grazie ancora e buon lavoro ad entrambi. Grazie a voi. Futuro anche al vostro lavoro, naturalmente. Buona fiera a tutti. Grazie. Grazie mille. Grazie. Vi chiedo di accomodarvi. Chiederei invece a Eddie, dai, c'ho il sole che mi illumina, bello, dobbiamo spostarci, va bene così? Ma sì, la diretta è bella anche questa. Buon pomeriggio a tutti, a chi sta passeggiando nel foyer, buon pomeriggio a chi è arrivato adesso in fiera. Questo è Radio Quattro Passi in diretta streaming su appunto www.quattropassi.org. Vi lascio un pochino, possiamo mettere 30 secondi di un po' di musica, Eddie, un po' di immagini esterne, che facciamo il punto con i prossimi ospiti, e poi naturalmente torniamo qui in diretta su Radio Quattro Passi su quattropassi.org. Grazie.
Ma siamo in onda, eccoci qua, bentornati a Radio Quattro Passi con il sole che ci un po' illumina, un po' mette in ombra, non riusciamo bene a capire. Ancora buon pomeriggio a chi è nel foyer, ancora buon pomeriggio a chi sta arrivando in Fiera Quattro Passi, 12ª edizione, Futuro al lavoro. Noi ci lavoriamo tutto l'anno per portarvi grandi novità e grandi espositori, storie, testimonianze e racconti, ma c'è una bella collaborazione che Fiera Quattro Passi e anche gli altri festival stanno cercando di mettere in rete, ed è proprio quella del, diciamo, chiamiamolo così, il logo Treviso Festival, ovvero Treviso è una città veramente molto vivace e ha tanti festival, non solo Fiera Quattro Passi, ci mancherebbe, ma molti festival che animano la città e la provincia in tutto l'anno. Uno di questi, poi magari citeremo anche gli altri, è il Festival Sole Luna. Chiara Andric, benvenuta. Buon pomeriggio. Ciao, ben trovata, una delle responsabili del Festival Sole Luna, che è un festival di documentari. Tra l'altro parlavamo poco fa di multietnicità, di multiculturalità, è il vostro pane quotidiano, giusto Chiara? Raccontaci un po' il Festival Sole Luna. Festival Sole Luna è appunto un festival internazionale di film documentari. L'associazione che lo promuove si chiama Sole Luna, un ponte tra le culture, quindi già il nome che portiamo diciamo, denuncia un po' la nostra vocazione, che è quella di creare legami e gettare ponti tra diverse culture anche. E lo facciamo attraverso il cinema documentario, che è una fonte inesauribile di storie, è un cinema spesso indipendente ma molto molto prolifico. Il festival in realtà nasce a Palermo 12 anni fa e da 3 anni però si organizza anche a Treviso, dove facciamo appunto parte della rete Treviso Festival, per cui cerchiamo anche di collaborare tra associazioni e creare legami anche appunto sul territorio. Assolutamente, l'anno scorso avevamo fatto anche delle proiezioni qui in fiera, quest'anno insomma poi si cambia, insomma, però ci piaceva avervi qua perché è importante la vostra presenza. Ricordiamo anche Carta Carbone Festival, che è un festival letterario e che in fiera presenta alcuni libri, il Treviso Comic Book Festival, che ha un laboratorio di fumetti qua in festival Pensare il Presente, festival filosofico, e poi anche il festival jazz. Insomma, sono molti davvero, e ci fa piacere che poi sia nato questo logo Treviso Festival, perché vi mette in rete. 11-17 settembre sarà la prossima edizione quindi di Sole Luna Film Festival, chiamiamolo così. Ci racconti un po' quale sarà un po' il tema centrale di quest'anno, se c'è un filone che seguirete? Sì, io e Andrea Mura, che siamo i direttori artistici del festival, stiamo proprio ultimando in questi giorni la selezione dei film. Si tratta di un concorso, quindi ci sono arrivati circa 300 documentari provenienti da tutto il mondo e di cui ne stiamo selezionando una trentina, che saranno in 2 sezioni di concorso, una dedicata ai diritti umani, quindi appunto avremo documentari che trattano temi sociali e temi di attualità, e una dedicata invece al viaggio, però viaggio in senso molto ampio, quindi che è un viaggio sia fisico ma può essere anche un viaggio metaforico, quindi in questa sezione abbiamo documentari anche molto diversi tra loro. Poi avremo una rassegna fuori concorso dedicata al documentario musicale, che stiamo selezionando appunto in questi giorni, e avremo anche qualche ospite interessante. Bene, bene, non vuoi svelarci troppo, ho capito. Senti Chiara, tu sei anche una regista, però hai anche realizzato dei docufilm molto molto interessanti, sempre a sfondo sociale, insomma anche a fondo di ricerca proprio umana. La qualità dei prodotti che vi arrivano com'è? Anche vista dal tuo occhio clinico, intanto sono nazionali o internazionali? Internazionali. L'Italia com'è messa? Come siamo a questo tipo di produzioni? Beh, devo dire che il mondo del cinema documentario è un mondo in crescita, c'è una alta qualità che deriva anche dal fatto che ci si può avvicinare al documentario anche con una troupe leggera, quindi si può farlo in maniera indipendente, e c'è anche una grande riscoperta del film documentario, soprattutto in Italia, che era forse rimasta un po' indietro rispetto al panorama internazionale, che dà molta più visibilità soprattutto in termini di distribuzione del documentario. Quello poi in Italia è il grande problema, che i registi ci sono, fanno dei bei film documentari ma non trovano la distribuzione, e per questo è importante che anche piccoli festival come il nostro possano
avvicinare il pubblico a questo tipo di film. Ed educarli forse anche alla visione, perché non è sempre così scontato che ci sia un approccio adeguato a un film documentario. Chiara, io ti ringrazio molto per essere stata con noi, quindi 11-17 settembre, ricordiamo anche il sito così magari si possono trovare tutte le informazioni. www.solelunadoc.org e buon pomeriggio, 4 passi. Grazie, e ti lascio ad andare a fare 4 passi ancora. Grazie davvero Chiara Andric. www.solelunadoc.org per il Festival Sole Luna. Grazie Chiara. Io chiamerei qui in postazione, prima del prossimo ospite, Don Bruno Baratto. Facciamo un passettino indietro. Grazie Chiara, un buon pomeriggio. Sempre ben trovati a tutti coloro che stanno girando qui al foyer, ben trovati a tutti. Allora, Don Bruno Baratto, pochi minuti fa con Mirko Cavallin ospite c'è stato Eusebio Martinelli che con la sua Gypsy Orchestra alle 18, qui proprio nel parco dove c'è 17? Alle 17, ma avete cambiato i programmi? No. Va bene, alle 17. Allora finito qua andiamo tutti al concerto della Gypsy Orchestra e Stefano Donà 17 più o meno. 17 minuto più minuto meno per parlare del concerto in particolare che è un po' però un'anteprima anche di questa edizione di quest'anno di Giavera Festival o Ritmi e Danze del Mondo. Spiegami tu cosa è cambiato. Mi sono trovata scritto Giavera Festival, ho detto va bene. Si cambia, si cresce, si Giavera cammina. Festival allora, Giavera Festival, va bene. Allora, però tu volevi precisare un'altra cosa, giusto Don Bruno? Don Bruno Baratto da anni anima e cuore, con molte altre persone e tanti volontari di Ritmi e Danze dal Mondo. 22 anni che continuiamo nel cercare di rendere concreta questa utopia di incontri e di culture che sono già presenti sul nostro territorio, nella maggior parte dei casi, con una quarantina di associazioni con cui collaboriamo, con 500 volontari, eccetera. 22 anni che ci autofinanziamo completamente, con aiuti dai privati, qualche aiuto anche dal mondo ecclesiale e molto di quello che si raccoglie durante le edizioni del festival. La manifestazione. Gli ultimi 2 anni sappiamo bene chi ci è venuto che abbiamo avuto tanta pioggia. Pur fortunati nel senso di poter comunque svolgere la manifestazione, ci ha penalizzato anche dal punto di vista della raccolta fondi. Anche noi facciamo sempre le danze del sole prima che cominci Fiera 4 Passi. Qualche volta bastano, qualche volta no, purtroppo. Spesso no. E allora abbiamo deciso quest'anno di organizzare una raccolta fondi dal basso. Di fatto è in armonia con quella che è Ritmi e Danze, che è qualcosa che è nato veramente dal basso, dalla gente e continua solo perché la gente ci crede. Quindi invitiamo chi conosce Ritmi e Danze, chi vorrebbe conoscerla, chi magari c'è stato una volta e vuole ritornarci, a darci una mano a sostenere questo sforzo che facciamo in tante e tante persone. I 20.000 più o meno visitatori di ogni anno, se si mettono insieme a mettere qualcosa del proprio, credo riusciamo a proporre anche quest'anno un festival che sia capace di essere all'altezza della qualità a cui siamo abituati, qualità di dibattito, qualità di proposte, qualità di spettacoli, qualità di incontri soprattutto. Il tema di quest'anno, l'hanno già detto nell'altro intervento, attraversando paure ho bisogno di mondo, un tema quanto mai attuale a partire anche dall'iniziativa dei 1000 piedi sul Montello. E quindi proponiamo a chi ci segue di sostenerci. È il sostegno della formica, un po' per ciascuno, e si fanno cose importanti come la grande quantità di incontri che di anno in anno si riesce a realizzare non soltanto a Giavera dal 15 al 18 giugno quest'anno, ma anche in tante altre occasioni in cui riusciamo a mettere energia e anche sostegno economico per tante altre iniziative. Grazie Don Bruno, ricordiamo ancora una volta come accedere al crowdfunding attraverso il sito di Ritmi e Danze dal Mondo, www.ritmieddanzedalmondo.it, si trova il link per lavorare insieme con noi a questa possibilità di sostegno di Ritmi e Danze dal Mondo. Ricordiamo le date, 15, 16, 17 e 18 giugno a Giavera del Montello, come sappiamo bene tutti quanti. Arrivederci più tardi al concerto della Gypsy Orchestra e
buoni giorni a Quattro Passi, Grazie. sperando che siano buoni giorni anche Buoni a giorni di Ritmedanze. sole e altrettanto a voi fra poco più di un mese, insomma. Grazie Don Bruno Barato. Grazie. Sul programmone è alle 18, quindi facciamo 17:30 che va bene per tutti. Tanto ok? comunque Va bene. si slita avanti. Va bene, grazie Don Bruno, Arrivederci. grazie. Alle 17:30, diciamo così, quindi sul palco del parco il Gypsy Orchestra di Eusebio Martinelli, veramente un straordinario concerto che vi invitiamo di seguire. Ci diamo 15 secondi di pausa, un attimo ancora. Io chiederei a Mirko di puntare le telecamere fuori perché lo spettacolo è veramente bello, tanta gente che sta visitando Fiera Quattro Passi in questa edizione. Ancora benvenuti, Radio Quattro Passi è l'hashtag che potete usare anche attraverso Twitter, Facebook, Instagram per diffondere questa diretta e tra pochissimo torniamo. Non tem neanche sta qua dove assieme. No, infatti passo dietro. Stavo guardando. Eccoci qua, work in progress questo pomeriggio, va bene così. Fiera Quattro Passi è anche questo, è spontaneità ed è accoglienza continua. E adesso c'è Silvia Carlini di Officina Nature. Facciamo un passettone indietro perché voi siete espositori di Fiera Quattro Passi dalla prima edizione, che era nel mio comune, Maserata sul Piave, un comunetto. Avevamo lanciato questa sfida insieme alla cooperativa Pace e Sviluppo. Ti chiedo subito, Silvia, prima di entrare nel cuore di Officina Nature, come la vedi cambiata la fiera in questi 12 anni? Tu che hai un occhio privilegiato di osservazione. Certo, innanzitutto grazie dell'invito, saluto tutti gli ascoltatori di Radio Quattro Passi, è sempre un piacere venire alla Fiera Quattro Passi, quindi il ricordo è un ricordo che è cresciuto non solo come espositore ma anche nella costruzione di relazioni di amicizia in questo territorio. Noi è dalla prima edizione che siamo presenti, dalla palestra, poi alla piazza, poi alla tensostruttura e poi alla sede della provincia, quindi un po' tutte le evoluzioni con i suoi lati positivi e le sue difficoltà, le sue alcune carenze, dei miglioramenti ci possono sempre essere, però sicuramente è una fiera nella quale la relazione, l'incontro tra le persone è stato un elemento fondante, sempre, dalla primissima edizione. Guarda, tra il pubblico, adesso voi non potete vedere il pubblico, ma c'è un assessore dell'epoca e quindi insomma abbiamo vissuto anche un carissimo amico. Ecco, vedi, abbiamo vissuto tutti con grande affetto queste edizioni di Fiera Quattro Passi e anche questo suo diventare sempre più importante. Torniamo invece a Officina Nature. Silvia, ma con Luca, voi siete riminesi. Esatto. E facevate parte di un GAS, di un gruppo di acquisto solidale delle vostre zone, di Rimini. Esatto. Ok. Partendo da lì, che cosa poi è successo? È successo che da consumatori siamo diventati, tra virgolette, imprenditori, cercando di fare però un'impresa all'interno di un'economia solidale.
e quindi da un'esigenza, avere prodotti ecologici a basso impatto ambientale, rispettosi dell'ambiente e della salute, abbiamo pensato, progettato e alla fine realizzato dei prodotti cosmetici naturali e detergenti per la casa ecologici. Quindi prodotti detergenti per la casa e cosmetici, tutti naturali, li trovate tra l'altro al punto 5 se avete il programma e la mappa di Fiera Quattro Passi. E adesso com'è la vostra economia? Nel senso, a chi rifornite? E soprattutto, visto che il tema di quest'anno è proprio futuro al lavoro, voi state dando lavoro, quindi state dando futuro a delle persone perché siete riusciti a diventare un'impresa vera e propria. Certo, noi siamo partiti in due perché io e Luca siamo i soci fondatori e gli attuali soci di Officina Nature. Siamo partiti avendo dei prodotti che in realtà producevano terzi e di cui noi ci occupavamo della ricerca, dello sviluppo, dell'ideazione e poi della vendita. Attualmente abbiamo invece anche aperto un polo produttivo, quindi partiamo dall'idea, dal progetto alla produzione e poi alla distribuzione. I nostri clienti, che spesso sono anche cari amici, sono i gruppi di acquisto solidali diffusi su tutto il territorio nazionale, che rimangono il nostro interlocutore preferenziale, e i negozi specializzati di alimenti biologici e di biocosmesi, e poi una vendita diretta attraverso il nostro sito che esiste da più di 10 anni, la vendita online, quindi anche in questo precursori. Precursori anche veramente dell'e-commerce, esatto, quindi siete, esatto. Insomma, anche avete l'innovazione oltre che alla sostenibilità dentro alla vostra realtà. Sì, la nostra sede anche che adesso abbiamo in qualche modo con un grosso impegno economico acquistato, lei stessa è ristrutturato in bioedilizia, perché Luca, l'altro socio, un geometra che fa bioedilizia da 25 anni, e quindi lavoriamo all'interno di una struttura che è a bassa emissione, usiamo solo energia elettrica prodotta da pannelli fotovoltaici, le pitture sono a calce. Insomma, nulla è lasciato al caso, diciamo che tutto, anche tutta la filiera è coerente a quello. Un'altra cosa che mi piaceva chiederti, Silvia, è questa. Voi ci avete creduto e avete portato avanti con grande tenacia questo progetto. Quali sono state poi le difficoltà un po' che avete trovato e come le avete superate? Le difficoltà più grosse che abbiamo incontrato è che molto spesso la ricerca e l'innovazione deve essere fatta solo con le proprie risorse. Noi non abbiamo trovato la possibilità di usufruire di finanziamenti perché non eravamo né troppo grandi per accedere a progetti universitari, ma eravamo comunque profit e quindi non potevamo accedere a finanziamenti dati a realtà no profit, e quindi tutto quello che è stato un po' il frutto del nostro progetto ha dovuto sostenere un finanziamento di tipo diretto nostro. Questa è stata una grossa difficoltà, una fatica più che difficoltà. Un'altra difficoltà è cercare di far capire al consumatore la differenza fra un prodotto veramente ecologico e non un prodotto convenzionale, ma un prodotto non completamente ecologico, quindi tutto quel mondo degli ecofurbi che, come li chiamiamo noi, che è sempre più ampio e sempre più anche difficile da scoprire, da capire, da in qualche modo mettere in evidenza, tende a fare confusione al consumatore. Il consumatore non è così facile capire quando un prodotto è veramente ecologico oppure vanta di esserlo ma in realtà non lo è. Certo, bisogna stare attenti anche quando si parla appunto di ecofurbi, perché poi si tende a tirare dentro un po' tutti quelli che lavorano nel mondo del biologico e del naturale, e invece ci sono dei dovuti distinguo da fare. Esatto. Hai trovato un miglioramento culturale in questo nel consumatore, cioè il consumatore riesce ad essere critico e anche ad imporsi sul mercato, se vogliamo. Il consumatore è assolutamente una persona intelligente, questo io l'ho sempre pensato, e quindi se gli dai le informazioni corrette e giuste è una persona che capisce, comprende e alla fine sceglie in maniera consapevole. Quindi io ho sempre creduto insieme a Luca che l'economia solidale è assolutamente possibile generarla e poi è assolutamente possibile farla crescere, perché il consumatore nel momento in cui ha gli strumenti per poter decidere, decide in maniera consapevole. Bene. E che bisogna darglieli. Ecco. Esatto, e voi siete tra quelli che assolutamente danno questi strumenti. Allora, invitiamo, ricordaci il sito anche, Silvia. www.officinanaturae.com. Officinanaturae.com, li trovate in postazione 5 sulla mappa, nella zona comunque dell'altro mercato, proprio all'ingresso, giusto? Certo. Silvia, insomma, è stato bello averti qua perché è come avere un'amica di sempre qui. Assolutamente, noi abbiamo tantissimi amici di sempre qua. Questo è bello, questo è bello. E questo è anche un po'
la cosa che contraddistingue, se vogliamo, Fiera Quattro Passi, al di là di essere una grande vetrina sul mondo della sostenibilità, dell'economia etica e dell'economia del futuro, se vogliamo anche. Perfetto. Grazie Silvia, Grazie a voi ancora. e buona fiera a tutti. Grazie, buona fiera a te. Grazie a Silvia Carlini di Officina Nature, che è tra i nostri espositori, e quindi vi invitiamo ad andare a cercare quando arriverete in fiera, se magari non siete ancora stati. Noi siamo, credo, all'ultimo contributo, allora io prendiamo qualche secondo di pausa ancora e vediamo anche le immagini che arrivano dall'esterno, con le voci soprattutto delle persone che stanno camminando, che stanno arrivando, migliaia e migliaia di visitatori, e tra pochissimo torniamo per parlare di un libro invece, tra poco. Sì. Ci siamo, eccoci qua. Ultimo contributo di questo pomeriggio di Radio Quattro Passi. Sapete che siamo in diretta dalle 15 alle 17 in streaming sul sito quattropassi.org, che è anche il sito di riferimento per Fiera Quattro Passi. Mentre migliaia di persone stanno invadendo Parco Sant'Artemio, noi invece torniamo qui al foyer, perché proprio il foyer è dedicato anche al bookshop, quindi all'angolo dei libri, e ci sono diverse case editrici. Una di queste è Elvezia Editrice. Ben arrivate le mie ospiti, quindi io darei subito la parola a Daniela Spagnol, intanto per presentare Elvezia Edizioni. Va bene, grazie. Io sono Daniela Spagnol, come hai detto, di Elvezia Editrice. Siamo di Spinea, ha una storia comunque pluridecennale, perché la casa editrice ha più di 40 anni di storia. Ci occupiamo di territorio, proviamo a occuparci sia di storia che di narrativa, e non è semplice, e anche di tradizioni. Bene, in particolare Daniela, in questa edizione della fiera, e anche tra poco, tra l'altro qui sempre negli spazi di Radio Quattro Passi e del Bookshop, ci presentate, e adesso raccontiamo brevemente con i tempi radiofonici, questo libro, Porto Marghera, 100 anni di storie, 1917-2017, a cura di... ce lo racconti tu, insomma, raccontaci un po' questo libro, che è una raccolta in realtà di vari scrittori, varie narrazioni, a cura appunto di vari scrittori. Raccontacelo un po' tu. Beh, diciamo che appunto, essendoci il centenario dalla fondazione, diciamo comunque dalle prime pietre, insomma, che hanno creato il polo chimico industriale di Porto Marghera, abbiamo voluto in un certo qual modo richiamare l'attenzione, non tanto festeggiare, perché sappiamo, insomma, e anche i tempi brevi della radio non lo permettono, però comunque dei 1000 problemi che ruotano a questo polo chimico industriale, ma soprattutto in un certo qual modo riprendere attraverso la voce di scrittori del territorio, riprendere delle emozioni, dei sentimenti, degli stati d'animo dedicati appunto a
questo centenario, a questo momento di passaggio, insomma, che chissà come andrà a finire poi nei prossimi 100 anni su questo benedettissimo Porto Marghera. Ecco, io intanto volevo far presente che l'idea di questo volume e il volume è a cura di Cristiano Dorigo ed Elisabetta Tiveron, che me lo hanno proposto come idea ancora a settembre 2016, e in tutta fretta abbiamo cercato di coinvolgere una squadra fortissima, si potrebbe dire, di scrittori che vorrei leggervi. Vorrei leggervi. Certo. Allora, elencali tutti per bene. Sì, sono è giusto. esattamente 16 scrittori e un poeta. Beatrice Barzaghi e Maria Fiano, Nicoletta Benatelli, Gianfranco Bettin, Ferruccio Brugnaro, l'unico poeta, Annalisa Bruni che abbiamo qui, Alessandro Cinquegrani, Marco Crestani, Maurizio Dianese, Fulvio Ervas, Roberto Ferrucci, Paolo Ganz, Giovanni Montanaro, Massimiliano Nuzzolo, che è anche lui qua con noi, Tiziana Plebani, Gianluca Prestigiacomo, che è anche lui con noi, e Sergio Tazzer. Ecco, Tazzer. Molti sono colleghi giornalisti, quindi insomma ci conosciamo. Daniela, è uno spaccato di una realtà che è significativa per la nostra regione, per il nostro territorio. Parlando proprio di futuro al lavoro in questo tema, questo libro calza a pennello, perché poi saranno varie sfaccettature, immagino, ma di una realtà che di lavoro ne ha sicuramente dato. Ha avuto sicuramente le sue problematiche, le sue contraddizioni, ma di lavoro ne ha dato tanto. Lavoro, salute, ambiente, insomma, effettivamente è centrale il tema di Porto Marghera. Noi abbiamo scelto, c'è un comitato scientifico che per il centenario farà 1000 cose incredibili. Noi abbiamo deciso di porre l'attenzione su questo momento proprio con la voce dei narratori del territorio. Tutti i narratori del territorio. Grazie Daniela, passo un po' ad Annalisa. Vi leggo velocemente dalla quarta di copertina. Sono passati 100 anni da quel 1917 in cui vennero fondate le prime strutture sul bordo della laguna antistante Venezia, ponendo le basi appunto del polo chimico industriale di Porto Marghera. Da allora le storie di migliaia di persone si sono spesso incrociate in contesti non facili: scioperi, lotte operaie degli anni 70, il dramma delle malattie dovute alla mancanza di un'adeguata protezione sul lavoro, la scoperta dei danni ambientali causati dagli sversamenti delle sostanze. Tuttavia in questo paesaggio di grudi, banchine e di ciminiere aleggia una particolare vitalità che viene narrata da questi 16 narratori e un poeta che sono legati al territorio e alla storia anche di questa grande realtà. Annalisa Bruni, siamo a pagina 49 e il tuo racconto si intitola Skyline. Sì. Ce lo sintetizzi? Brevemente, sì. Allora, non era facile pensare ad una storia per raccontare questo territorio che appunto ha molte facce, come avete già detto voi. E io ho voluto mettere la giusta distanza tra la mia storia e Porto Marghera, dal titolo anche di un film di Mazzacurati. La giusta distanza è necessaria per raccontare. E quindi parto dalla Giudecca, l'altro polo industriale di Venezia, dove c'erano realtà appunto il Mulino Stucchi, c'era Fortuni che produceva tessuti, e da lì la coppia che è protagonista del mio racconto incarna in qualche modo queste due facce di Porto Marghera. Lui un ingegnere, lei una donna che è un umanista e che in passato, in gioventù, era di estrema sinistra e quindi ha portato le lotte studentesche davanti ai cancelli di questa fabbrica, mentre lui studiava ingegneria ed era per la faccia che dava lavoro di Porto Marghera, dell'innovazione, la tecnologia, mentre lei ne vedeva già le problematiche negative della salute e i rischi che questo comportava. Questa coppia in qualche modo comporrà queste due anime, queste due nature in una relazione, in un amore che dura da 45 anni e che festeggeranno in un anniversario proprio guardando questo skyline e ricordando la loro storia, le loro discussioni, le loro litigate, i loro confronti ma anche molto duri, che però sono riusciti a comporre in questa relazione, ed è come un po' una metafora di come si dovrebbe poter riuscire a comporre le varie anime di una realtà così complessa come è Porto Marghera, che si sta cercando di riciclare, di rinnovare, di riqualificare in modo diverso
Ecco, ho cercato questa metafora in questa coppia. Ti avrei chiesto com'era finita, ma mi hai già anticipato che quindi sono riusciti a trovare un punto di incontro tra le loro due visioni comunque, diciamo, diametralmente pur opposte. rimanendo molto dialettici fino alla fine, perché poi questa storia si svolge in un pomeriggio e questo pomeriggio ha momenti di ironia però affettuosa. Quindi insomma è uno sguardo positivo, un po' romantico se volete, che ho voluto dare al futuro. A questo il futuro di, questo appunto, futuro, futuro di Marghera, di Porto Marghera. Grazie. A voi. Io vi chiedo di accomodarvi, chiamo gli altri due autori della raccolta, appunto, Porto Marghera 100 anni di storie 1917-2017, e quindi abbiamo Massimiliano Nuzzolo e Gianluca Prestigiacomo. Allora, da chi cominciamo? È lo stesso, buonasera. Buonasera. Ok, cominciamo da Massimiliano, va bene. Salve a tutti. Siamo a pagina 115, allora Massimiliano invece, Lacerto, vero ricordi sott'olio. Sì. Anche a te chiedo una breve sintesi, poi ricordo che per chi si sta incuriosendo alle 17:30 ne parliamo con più calma, insomma con gli autori dei vari racconti raccolti e anche con l'editrice. Bene, allora Un titolo che non è così facile da capire, perché ovviamente... No. Ma in effetti sono andato a scomodare appunto la letteratura antica, giocando poi sul termine, appunto un estratto, un brandello di una storia, visto che di solito si usa anche in macelleria adesso questo termine, e visto che appunto si parla di morti dovuti al petrolchimico di Marghera. Io ho giocato ovviamente con un pretesto autobiografico, in quanto mio padre era stato impiegato come chimico nello stabilimento di Porto Marghera, e da lì ho sviluppato una storia che contenesse tutte le mie passioni. Infatti il racconto inizia con la musica e in un certo senso finisce anche, è una canzone di Frankie Goes to Hollywood, un gruppo degli anni '80, e la canzone parla di protezione e in un certo senso per me era legata sia al fatto che è una storia, se vuoi, generazionale e biografica per certi versi, sia per il fatto che per la chimica ormai non si parla più di occupazione, almeno nella nostra zona, ma forse si parla di evoluzione o rievoluzione, quindi di prendersi cura di un territorio che è stato danneggiato irreversibilmente, e quindi appunto in questo senso protezione a tutti gli effetti. Tu tocchi quindi forse gli argomenti più difficili, più scottanti di tutta quella che è stata la storia di Porto Marghera. No, non sono l'unico, io li tratto in maniera letteraria. Poi c'è Nicoletta Benattelli che è un'espertissima, proprio che ha seguito poi da vicino i processi. Io ho voluto proprio giocare con la biografia, nel senso mettendoci dentro le emozioni, e sullo sfondo c'era un po' tutto, il terrorismo, l'inquinamento, insomma tutti fatti tratti dalla realtà, però giocati in una chiave come narrativa, una sorta di flashback continuo. E che cosa, se tu dovessi dire che cosa, questo sguardo che tu dai, cosa emerge da questo sguardo che tu dai? Io in una frase sintetizzo che affermarsi e pensare a Porto Marghera e a ciò che ha, come dire, generato fa più paura di quelli che mi avevano terrorizzato da bambino, cioè i terroristi. Cioè, se volete, la nostra città è stata, io abito a Mestre, aveva strade che sono intitolate parchi a persone vittime del terrorismo, e qui anticipo un po' la tematica di Gianluca, che è un amico carissimo ed esperto di queste tematiche. Sostanzialmente quelle cose da bambino le ho vissute in un modo, poi però pensando a qualcosa di più grande, rivolto a tutta l'umanità, forse c'è qualcosa di più terrificante, ed è appunto questi, adesso non ricordo, 2000 ettari quadrati inquinati di sostanze tossiche, ad esempio. Fanno meno rumore, diciamo, perché a livello di cronaca magari fanno meno scalpore, ma poi sotto sono appunto più spaventosi. E probabilmente durano anche molto più a lungo, per generazioni e generazioni. E qui ritorniamo appunto al tema dominante del discorso, padre e figlio, tradizione che da intima cioè si spera diventi universale, e qui siamo forse nel posto giusto anche per parlare di questa solidarietà umana. Certo, grazie Massimiliano Nuzzolo. Grazie a voi. Insomma, io credo che un po' vi state incuriosendo, quindi se volete alle 17:30 poi possono parlarne con un po' più di calma, insomma potete anche magari dialogare con alcuni di questi autori. Andiamo invece a pagina 129, mi piace dire le pagine perché è appunto una sorta di anche questa, no? Maratona di racconti che questo libro raccoglie per
raccontare quello che è stato e quello che è Porto Marghera a 100 anni dalla sua nascita, dalla sua realizzazione. Gianluca Prestigiacomo scrive 12 maggio 1980. Voglio dire, quando si parla di Porto Marghera si parla di un contesto, di un secolo, appunto 1917-2017, in cui è successo di tutto. Sì. Cioè, non c'è stata solo questa, come dire, evoluzione sotto l'aspetto economico industriale, c'è stata anche ci sono stati anche dei momenti in cui tutto questo ha prodotto anche delle situazioni molto complesse, che sono le lotte interne, le lotte operaie, che hanno determinato... Poi nasce proprio in una realtà così grande, il movimento operaio chiaramente ha avuto il movimento operaio non nasce proprio da Porto Marghera, ma è stato un momento molto importante in quel contesto storico, che era il contesto degli anni 70, anni 80, in cui voglio dire, le Brigate Rosse hanno trovato il modo per farsi sentire maggiormente, purtroppo, e Mestre, il Veneto, comunque la quinta colonna delle Brigate Rosse, è stata marchiata a fondo, cioè sono nate a Genova, il loro cammino è stato attraverso Milano, la Pirelli, eccetera, però voglio dire, a Mestre, in quel contesto, a Marghera soprattutto, proprio in quel contesto industriale, in quel complesso di situazioni, la chimica, il più grande polo industriale dell'Europa, per non parlare anche per certi aspetti era anche un terreno fertile, molto fertile anche per quanto riguarda, e lì io nel mio racconto 12 maggio 1980 è una giornata secondo me, ma non solo, in cui c'è stato lo spartiacque, cioè i lavoratori, io non li chiamo proprio operai, i lavoratori tutti, perché non c'erano solo gli operai, c'erano anche lo spartiacque è successo perché è stato anche il caporalato cosiddetto, a un certo punto ha deciso da che parte stare, era la vessazione da parte quelle multinazionali era talmente forte che l'oppressione poteva portare ingiustamente a delle forme di violenza come le Brigate Rosse, a un'aggregazione, perché loro miravano a questo, miravano alla per fascia rivendicare esatto, quello che era una però situazione il fatto è un altro, che voglio dire, c'è stato uno schieramento proprio, l'uccisione del vice dirigente della sezione antiterrorismo della Digos di Venezia ha rotto gli schemi, anche perché lui stava indagando su che cosa? Sull'omicidio Gori, cioè nel senso che cosa stava succedendo, e l'anno successivo toccò a Tagliercio. Cioè quello che emerge è che Porto Marghera porta questo, purtroppo porta questo, ma porta anche a un fatto positivo, cioè quello che c'è stata una ribellione, cioè sono scesi tutti in piazza, bisogna tenere presente anche questo particolare, gli studenti quel giorno sono scesi tutti in piazza, le scuole sono state chiuse, una mobilitazione generale, cioè c'erano polizia, operai, lavoratori, studenti, tutti in piazza, una consapevolezza generale, molto forte, anche perché voglio dire, bisogna tenere presente un fatto molto importante, che Mestre, Marghera, nel giro di un anno sono state 3 morti ammazzati dalle Brigate Rosse, cioè, voglio dire, non è che siamo in un contesto così molto, voglio dire, così semplice, è stata una cosa molto atroce, molto dura, c'erano persone, giornalisti, c'erano polizia, dirigenti, il terrore, come giustamente ricordava Massimiliano Nuzzolo, c'era il terrore, c'era il timore di uscire per strada, venivi gambizzato solo perché voglio dire, sindacalisti. Cioè i sindacalisti, ecco, tenere presente che poi dopo sarebbe qui da raccontare una storia molto lunga, ma non c'è il tempo, ma voglio dire, nel senso che proprio il PCI è stato il partito maggiormente individuato dalle Brigate Rosse come il partito che voglio dire, voleva adeguarsi al capitalismo, che voleva trovare una all'inizio, linea esatto, ma incontro. Invece è stato proprio grazie alla CGIL, ai sindacati in genere e al PCI, cioè alla sinistra quella reale, la sinistra quella vera, ecco, la vera sinistra,
quella lì, ecco, no? Quella lì. Stai arrampicando in territori sì, no, ma non è nessun riferimento a contesti, comunque nel senso che giornate, sì, no, io non so cosa stia succedendo oggi, non ci interessa, esatto, siamo qui alla Fiera Quattro Passi, non c'è nessuna urna, però voglio dire, nel senso che esatto, c'era questo atteggiamento e quindi loro erano in un momento perdente, cioè in quel giorno fu il giorno in cui fu determinata una cosa importante, quella che le brigate russe non hanno più potuto attecchire. Cioè, non avevano più questa forza. Esatto, c'è stata una presa di coscienza molto importante e si è capito da che parte stare, giustamente. Certo, io devo fermarmi necessariamente, però se vi siete appunto incuriositi, se avete voglia di chiacchierare un altro po' con gli autori, alcuni degli autori, Gianluca Prestigiacomo, Massimiliano Nuzzolo, Annalisa Milan e con Bruni. Bruni. Milanista? Sei milanista? Ho un'amica, una giornalista, Annalisa Milan, vedi, e Daniela Spagnol, che è della casa editrice appunto Elvezia editrice. Alle 17:30 ci sarà modo di approfondire un po' questo tema. Porto Marghera, 100 anni di storie, 1917-2017, lo mostriamo anche in streaming, così magari vi viene voglia anche di andare a cercarlo. Io vi ringrazio, grazie davvero grazie di essere stati con noi, grazie e a più tardi allora. Grazie. Noi siamo in chiusura, grazie a Edi Daici che ha curato la parte tecnica. Fuori c'è un colpo d'occhio veramente molto molto bello. 12ª edizione di Fiera Quattro Passi continua anche domani, 1° maggio. Eccezionalmente quest'anno sono 5 giornate. Alle 10 ci sarà il comizio dei sindacati CGIL, CISL e UIL nella giornata, nella festa del lavoro. Alle 15 il concertone, ce l'abbiamo anche noi, il concertone del 1° maggio con Angelica Lubian, Radio Mondo e Zibba e Alma Libre, e quindi vi aspettiamo anche domani con tutti gli espositori, con la ristorazione e con tutte le particolarità che trovate in Fiera Quattro Passi. Saremo in diretta streaming naturalmente anche domani dalle 15 alle 17, www.quattropassi.org per seguirci. Domani ci sarà in conduzione Patrizia Pallara di Radio Articolo 1, che è la radio della CGIL nazionale, quindi è assolutamente in tema. Grazie ancora, seguiteci su Facebook, su Twitter, su Instagram e buona passeggiata, buoni 4 passi a tutti davvero. Grazie.